Amici ed amiche del canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti, buon pomeriggio ancora dallo stadio Francesca Gianni qui a Roma. Tra pochissimo in campo Catania FC contro Football Club Südtirol, 90 minuti più supplementari, ove servisse e rigori per decidere chi tra queste due compagini il prossimo anno giocherà in Serie B. Prima di entrare nel merito della gara abbiamo sentito i due tecnici di quest'oggi nel prepartita. Eccoci con mister Castellaneta. Mister, è una finale importante per voi, un Südtirol che è arrivato anche un po' a sorpresa battendo il Gatteo a Mare. Le chiedo che Südtirol vedremo oggi qua in campo. Vedremo un Südtirol come tutto l'anno, nel senso con la voglia di vincere la partita, di dare tutto il massimo, perché le ragazze finora sono andate oltre i limiti che avevano, quindi abbiamo fatto un campionato per ora strepitoso, sarebbe la ciliegina sulla torta oggi. È una società che sta investendo tanto, mister. Le chiedo se durante la stagione ha sentito anche il supporto della società che tra l'altro con la maschile da poco si è salvata in Serie B. Sì, no, eravamo in ansia venerdì anche noi per i maschi, è stata una liberazione per tutti. Sentiamo il supporto perché se pensiamo al 22 maggio del 2023 abbiamo vinto l'eccellenza e oggi dopo 3 anni siamo qui a giocarci la Serie B, quindi la società ci ha aiutato, ci sta dietro, ci tratta super bene, non ci fa mai mancare nulla, quindi è stata una crescita costante, quindi siamo super contenti. Vedremo delle differenze tattiche rispetto al campionato? Ci sono degli accorgimenti? Ma no, anche perché tra virgolette non conosciamo benissimo l'avversario, abbiamo visto qualche video, però alla fine l'identità della squadra è quella, quindi le ragazze devono essere concentrate solo su quello che abbiamo fatto durante l'anno. E il sogno è raggiungere la maschile in Serie B? Sarebbe un grande obiettivo avere tutte e due le squadre maschi e femmine in Serie B, sarebbe un orgoglio per tutto il territorio. E allora mister, in bocca al lupo. Crepi. Grazie mister. Mister, una settimana dopo il dispiacere della Coppa Italia siete tornati qui a Roma, stavolta per trovare una gioia, forse la più importante. Cosa ha detto in settimana alle ragazze e come avete preparato la gara? L'abbiamo preparata come abbiamo preparato tutte le altre gare, con la massima attenzione, curando il più possibile i dettagli, e poi sai, le finali vanno giocate, vanno vissute dal primo all'ultimo minuto. Südtirol è una squadra che è arrivato secondo nel proprio girone, ma è una squadra ben attrezzata. Se avete avuto modo di studiare la partita, e che Catania vedremo oggi in campo? Il Catania che abbiamo visto durante tutto l'anno, un Catania che sicuramente metterà dentro molto agonismo, metterà dentro molte idee, e poi abbiamo conosciuto loro conosceranno sicuramente noi, e quindi poi ci divertiremo in questi 90 minuti, perché poi le finali vanno secondo me vissute così. Mister, oggi voi qui a Roma, la squadra maschile ad Ascoli potrebbe essere insomma di buon auspicio, no? Una vittoria oggi, una Serie B oggi e magari anche i maschi fra qualche settimana. Questo all'inizio dell'anno era un sogno, no? Per tutti, perché una società come Catania ora sta investendo sia sul femminile ma anche, lo sappiamo, sul maschile, e quindi sì, perché no, sognare non costa nulla, noi dentro abbiamo messo davvero tutto, passione, impegno, dedizione ogni giorno, e poi sarà il campo a decidere. E allora in bocca al lupo, mister. Crepi il lupo. Amici ed amiche del canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti, 90 minuti o poco più al termine della Serie C femminile. Dopo il Moncalieri, una tra Catania e Südtirol è chiamata a decidere il proprio destino e a volare nella cadetteria in Serie B, l'altra invece dovrà consolarsi e ripartire dalla Serie C femminile nella stagione 26-27. Buon pomeriggio dallo stadio Francesca Gianni di Roma, un cordiale saluto vi giunge da Giovanni Saeli, in regia Andrea Puleo, che ringrazio insieme al coordinamento giornalistico di Vita Locantore. Stiamo per entrare nel merito di quella che è la seconda finale di questa giornata, dopo la prima delle ore 10:30 che ha visto il Moncalieri imporsi per 1-0 sull'Orobica, e dunque le piemontesi volano in Serie B. Oggi, questo pomeriggio, un caldissimo pomeriggio di fine maggio che vede il Catania arrivare alla sfida dopo la vittoria per 1-0 sul Real Meda. Dall'altra parte un Südtirol, unica seconda classificata delle 4 finaliste, che ha battuto in semifinale 3-1 a domicilio il Gatteo a Mare.
Andiamo a vedere le formazioni nell'attesa che arrivino le squadre in campo. Partiamo dal Catania di mister Silvestro Reitano, un 3-1-4-2 con Faggol, Panarello e Di Vittorio in mezzo al campo, unica mediana Pals, mezzali Basilotta, Cammarata, Vacchino e Lillimai sulle fasce, Tern e Martinelli. Questo è lo schieramento del Catania, dunque un vero e proprio 3-5-2 con Pals che come sempre farà da regista per quel che riguarda il Catania. Su Tirol invece con il tecnico Marco Castellaneta, in porta Holzer, difesa 4 in questo 4-3-1-2, Scholl e Ruben sulle fasce centrali, Ladstatter e Oberhuber, in mediana Bielak, Kiem e Santini, queste le mezzali, e poi dietro le punte Stockner e Fischer, Fostel a fare da rifinitrice. Dunque queste le 11 scelte da Marco Castellaneta per quel che riguarda il Futsal Club Südtirol. Due squadre che hanno chiaramente un percorso diverso. Il Catania vincitrice del girone D di Serie C, un Catania capace di realizzare 49 punti in 20 partite, piazzandosi appunto a 3 lunghezze dalla Salernitana, poi eliminata in semifinale. Questo quel che riguarda il girone il girone D, mentre per il girone B il Südtirol si è arreso solo all'Orobica Bergamo, arrivando seconda per distacco sul Pro Palazzolo, 52 punti, frutto di 17 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. Questo ciò che ha raccolto durante la propria regular season la formazione sud tirolese. Abbiamo detto nel playoff, nelle semifinali, un Südtirol capace di vincere a Gatteo a Mare in provincia di Rimini, battendo dunque la prima classificata del girone C e qualificandosi alla finale come unica seconda, mentre tutte le altre finaliste, tutte le altre prime classificate hanno rispettato il favore dei pronostici, arrivando dunque poi nella finalissima. Abbiamo visto in questa mattinata calda di Roma una grande formazione, quella del Moncalieri, capace di vincere, battere l'Orobica Bergamo e volare in Serie B, al cospetto di un'Orobica comunque organizzata che ha giocato una gran partita. Forse è mancato qualcosa lì davanti alla porta avversaria, ma comunque abbiamo visto una grande mattinata di calcio femminile, di Serie C femminile. E allora ci aspettiamo una partita tutto sommato equilibrata anche qui al Gianni questo pomeriggio. Il Catania capace di realizzare 60 gol in 20 partite, mentre il Südtirol ne ha realizzati 55 in 22 partite. Per quel che riguarda invece le difese, Südtirol che ha subito 18 gol durante la regular season, il Catania 16, dunque Catania con una differenza reti leggermente migliore rispetto alle bolzanine. Per quel che riguarda la terna arbitrale invece designato il signor Marco Antonuccio della sezione di Roma 1, assistenti Gabriele Ceraulo della sezione di Roma 2 e Marco Martino, secondo assistente della sezione di Roma 1. Anche questo pomeriggio presenti diverse autorità, sia della federazione sia autorità comunali e regionali. Sicuramente spicca la presenza del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete insieme al coordinatore del Consiglio di Dipartimento Calcio Femminile LND Luca Maurina, ma non solo. Abbiamo sentito questa mattinata ai nostri microfoni il presidente della divisione Serie B femminile FIGC Laura Tinari, insomma diverse presenze, ovviamente il tutto coadiuvati dalla segretaria del Dipartimento del Calcio Femminile LND Patrizia Gottini e la presenza ovviamente che va a impreziosire questa finale di Chiara Marchitelli, responsabile del settore calcio femminile AIC, e di Giada Di Camillo, consigliera del Dipartimento Calcio Femminile LND, e ovviamente di Alba Leonelli, che è la responsabile regionale del calcio femminile per quel che riguarda il Comitato Regionale Lazio. E allora tutto pronto, arbitri che hanno ormai ultimato la famosa e storica chiamata delle due formazioni. Tra pochissimo faranno il proprio ingresso in campo con ultimi dettagli ormai da limare
per dare il via alle ostilità qui al Francesca Gianni. Ed allora panchina del Südtirol che pian piano si sta avvicinando alla propria postazione. Abbiamo sentito i due tecnici nel pre-gara, un Silvestro Retano molto teso, l'abbiamo ascoltato, e molto chiaramente concentrato per quello che è un grande appuntamento. Pensate, sia Südtirol che Catania ovviamente hanno un settore maschile molto importante. Südtirol che proprio venerdì ha conquistato la salvezza in Serie B, dall'altra parte il Catania FC che questa sera ad Ascoli si gioca una gran fetta di promozione in semifinale playoff. Dunque tra poco squadre in campo, vediamo il Südtirol mentre vedete a destra la panchina del Catania che raggiunge la propria postazione. Dicevamo Catania maschile che quest'oggi si gioca una grande fetta di promozione in Serie B ad Ascoli. Insomma, una giornata molto intensa per il presidente Pelligre e tutta la propria dirigenza, una giornata che può rimanere nella storia per quel che riguarda il Catania. Dall'altra parte la storia l'ha già fatta la maschile in questo fine settimana, salvandosi, come dicevamo, grazie allo 0-0 casalingo contro il Bari. Ma oggi chiaramente la formazione del direttore del Dipartimento Femminile Südtirol, Marco Maraner, che sentiremo all'intervallo, vuole scrivere anche lui e anche le sue ragazze un pezzo di storia del Südtirol, formazione chiaramente, come ben sapete, proveniente da Bolzano. Praticamente tutto pronto, arbitri che richiamano le giocatrici all'ingresso. E allora eccole le squadre, manca solo il via. Squadre pronte, arbitri in campo. E dunque arriva adesso il momento di dare il via alle ostilità, un'ultima passeggiata, un'ultima camminata prima di scrivere la storia per Catania e Südtirol. È il momento della verità, non c'è più spazio per le formalità, adesso bisogna solo vincere per portare a casa un sogno che nasce prima a settembre, ad agosto, durante il ritiro prestagionale, covato durante tutta la stagione, e adesso bisogna fare di più, bisogna dare quel qualcosa in più per portare a termine una stagione fantastica sia per il Catania che per il Südtirol. Una grande cavalcata, un Catania primo nel girone D, capace di resistere agli attacchi del Real Meda in semifinale e portare questa finale fin qui, capace di risorgere dopo la sconfitta di domenica scorsa nella finale di Coppa Italia contro la Prosesto, subita al 90°. Dall'altra parte un Südtirol seconda classificata, l'unica di queste finali, ma che ha voglia di diventare grande e di affermarsi nel calcio femminile che conta. Arriva il fischio del direttore di gara, è tutto pronto, Catania e Südtirol sono pronte a giocarsi tutto, e in palio ovviamente, come sapete già, la Serie B. Cammarata, eccola, il capitano della formazione del Catania, va a scambiarsi i gagliardetti con il capitano tirolese Anna Elena Santin. E dunque sorteggio effettuato, si parte con tutti i riti del caso, prima il 5 alle panchine avversarie, poi le foto di rito ed infine ovviamente arriverà il fischio di inizio. Eccola la terna arbitrale che si stringe. Dicevamo il signor Antonuccio della sezione Roma 1, Ceraulo, gli assistenti Ceraulo e Martino, sezione Roma 2 e Roma 1. Dunque una terna tutta proveniente da Roma. E allora Südtirol che adesso va sotto la propria curva a salutare il proprio pubblico. Una bella, gran bella cornice di pubblico qui a Catania.
qui a Roma, pardon, ci sono sciarpe del Catania, ci sono tanti tifosi con le magliette rosso-azzurre, ci sono anche tantissimi tifosi biancorossi con, abbiamo visto, sventolare, pardon, le bandiere del Sud Tirol, una grande bandiera. Si muove nelle tribune, eccolo il Catania, ultima foto prima di partire, eccolo anche il Sud Tirol, un'ultima stretta, un ultimo abbraccio con le proprie compagne. Davanti il nuovo bellissimo logo della Lega Nazionale Dilettanti. Eccolo il Sud Tirol. Ecco anche che arriva il Catania. Eccolo il Catania FC in posizione per la foto di rito con Cammarata. Fascia al braccio da capitano per la 10. E dunque Sud Tirol e Catania che prendono posizione in campo, tutto pronto per dare il via alle ostilità. C'è ancora tempo per un ultimo abbraccio per il Sud Tirol che si stringe. Jeep bianca targata GT301SF che ostruisce il passaggio. Ripeto, targa GT301SF. Eccole che ostruisce le il altoatesine passaggio, strette in un ultimo abbraccio prima di iniziare questa finalissima che al proprio termine consegnerà una pass per la Serie B 2026-2027. Primo pallone sarà giocato dal Catania che in maglia rosso-azzurra attaccherà da destra verso sinistra dei vostri schermi e teleschermi, viceversa in maglia bianca. A tratti rossi il Sud Tirol da sinistra verso destra, tutto pronto. Fischietto in bocca per il signor Antonuccio. Si parte, inizia Catania Sud Tirol con il primo pallone giocato dal Catania in avanti. Subito con Lillimae e Basilotta. Subito Lillimae, Pals. Sbaglia il controllo, allora può ripartire il Sud Tirol. Con la profondità di Fischer che salta l'avversaria. Squadre già molto lunghe, pallone per Stockner. Stockner col destro, palo clamoroso, poi Fischer ancora sul pallone. Cade giù, non c'è nulla. Prima grande occasione qui per il Sud Tirol con la conclusione di Stockner dopo 30 secondi di partita. Ha già colpito un legno il Sud Tirol e lo ha fatto con Stockner. Dunque prima grandissima occasione con il Catania che ha giocato il primo pallone in avanti, ma subito dopo ha subito la ripartenza del Sud Tirol. E dunque prima grande occasione in casa Sud Tirol. Al primo minuto Stockner ha colpito un palo. Siamo già dall'altra parte, recupera il pallone Scholl. Poi Basilotta interviene, fa sua la sfera. Basilotta, gioco di gambe, perde il pallone, deve insistere Tern. Basilotta, un po' di spazio, prova ad affondare, perde il tempo di gioco, spazza via il pallone Oberhuber. E allora Di Vittorio scarica a destra da Vacchino. Ancora Vacchino, prova a scappare via sul lato di destra, pallone nel mezzo per Tern. Va a vuoto la difesa del Sud Tirol, ci prova Tern. Schermato il tiro della 13. Occhio ovviamente alla giocatrice estone che insieme a Lillimae ha un ottimo fatturato in regular season, arrivate a gennaio insieme al Pals e Fagel. Le 4 giocatrici hanno cambiato in meglio ovviamente la formazione di Silvestro Reitano. Hanno dato quel quid in più per conquistare il primo posto in classifica. Un grandissimo girone di ritorno per la formazione di Reitano. Adesso ancora in avanti il Catania con Pannarello che andrà con le mani.
Si muove Cammarata, perde il pallone. Dunque Kiem, pallone in avanti a cercare Fischer. Palla troppo lunga, non può intervenire nessuno se non Panarello, che affida il pallone a Macera. Macera, lungo, stoppa in qualche modo Scholl, poi centralmente subisce fallo la numero 7. Intervento falloso quello di Basilotta. Dunque calcio di punizione. Scholl, pallone lungo in avanti, prova a far su il pallone Fischer, poi palla allontanata da Di Vittorio, insiste con Oberhuber il sul Tirol. Qui Stockner cade giù, chiedeva un fallo, la numero 11 non accontentata dal direttore di gara. Allora si muove Pals. Di Vittorio va con le mani a cercare Basilotta con la testa. Kiem a destra dalle parti di Santin. Santin, uno sguardo dentro, va da Fischer. Ancora Stockner, perdon. Ultima a toccare, giocatrice del Catania. Palla che non esce, Di Vittorio allontana. Allora Martinelli, spalle alla porta, deve ritornare indietro da Lilly Mae, che prova a saltare la propria avversaria, fisicamente più preparata, Ladstatter. Dunque Scholl con le mani, rimessa laterale per le Bolzanine. Ancora Scholl, e lei l'ultima a toccare, rimessa laterale in favore del Catania. Di Vittorio con le mani, lungo il pallone per Lilly Mae, anticipata, ancora rimessa laterale con il Catania che guadagna metri quando sono già volati via i primi 5 minuti di gioco. 0-0 tra Catania e Südtirol. Qui occhio alla ripartenza del Südtirol con Fischer che scappa via sul lato di sinistra. Fischer accelera ancora, Fischer brucia la sua avversaria, pallone nel mezzo, anticipata qui Stockner. Altra grande occasione per il Südtirol con Fischer che è scappata via. Provvidenziale intervento di Basilotta, rimessa laterale, ancora Südtirol avanti. Subito Fostel, pallone nel mezzo, ancora giocabile, allontana come può la difesa del Catania. Südtirol che non perde il possesso, adesso sì, prova a ripartire il Catania, insiste Ruaben, poi Cammarata, riparte da Panarello, che ha il tempo di ragionare e servire il proprio portiere Macera. Con la testa smorza Santin, allunga il pallone lateralmente e rimessa in favore ancora del Catania. Con Di Vittorio pronta a rimettere in gioco il pallone. Lilly Mae, Tern prova a prendere vantaggio sulla propria avversaria, ancora Tern sfida con Santin, pallone toccato proprio dalla 8, calcio d'angolo. Dunque pronta dalla bandierina Basilotta. Movimento Basilotta, secondo palo,
Saltano le torri del Catania, palla allontanata però. Pressing immediato di Ruaben su Di Vittorio che prova a rimettere in gioco il pallone. Ruaben le sottrae la sfera e allora può ripartire la numero 3 del Südtirol. Bielak insiste, perde la sfera per un attimo, riesce comunque a servire Stockner. 1-2 con Bielak che comunque rilancia il pallone in avanti per evitare guai peggiori. Macera, Camarata con la testa a cercare Martinelli che allunga per la velocità di Tern. È ben posizionata Olzek, capace di respingere il pallone. E dunque rimessa laterale. E dunque si riparte con Macera. Centralmente la testa di Martinelli a cercare Tern, in qualche modo Oberhuber. Poi riparte il Südtirol con la solita velocità di Stockner, anzi Fischer, eccola la 9, prova a saltare Fagol, non ci riesce però, ottima copertura della 66, poi travolta, calcio di punizione. Munizione verbale per Rania Fischer, classe 2005. Punizione già battuta da Macera. Pallone in avanti. Tern protegge con il corpo. Poi spazza via il pallone Bielak. Stockner prova a far su il pallone, si gioca tutto regolare. Allora pallone allargato dalle parti di Kiem. In avanti da quelle parti solo Macera. Qui si va dalle parti di Lillimae, lei l'ultima a toccare, no, secondo il direttore di gara. E allora Di Vittorio, pronta ad andare con le mani. Martinelli, Basilotta, poi Tern. Prova a proteggere il pallone Kiem, lo porta a spasso, pressata da due giocatrici del Catania che le sottraggono il pallone. Poi c'è un tocco con il braccio proprio della 13 e dunque calcio di punizione. Oberhuber insieme a Ladstatter rimettono in gioco la sfera. Ruaben sbaglia il rinvio, poi rischia qualcosa qui Ruben con Vacchino che vola in aria ma è tutto regolare. Qui occhio allo scatto sull'out di sinistra di Fostel. Ancora Fostel tiene il pallone, punta la propria avversaria, deve appoggiarsi su Kiem. Kiem prova a rimetterla in mezzo, poi il tentativo di Santin ampiamente alto, palla che schizza altissima e dunque rimessa dal fondo. 12° minuto di gioco, Catania 0, Südtirol 0. Macera. Allunga il pallone Panarello, sfera che ritorna tra le mani dell'estremo difensore del Catania. Tern, Basilotta, poi Martinelli allarga a sinistra da Lillimae con l'esterno
Limae prova ad imbucare, pallone allontanato, rimessa laterale in favore ancora del Catania. Sarà Limae ad andare con le mani. Si muove Cammarata. Chiede palla a Tern, si va da Martinelli, anticipata per un istante da Kiem. Campanile altissimo, Basilotta con la testa, poi Martinelli, forse spinta, si gioca. Stockner fa sportellate. Rimessa laterale ancora di Vittorio. Di Vittorio guadagna metri in avanti per Martinelli che commette fallo su propri avversari a calcio di punizione. E dunque Oberhuber pronta ad andare con i piedi, giocata corta con Ladstatter, poi Ruaben. Possesso difensivo adesso del Südtirol che dà uno sguardo in avanti. Oberhuber si allarga di prima intenzione, qui Stockner, poi Santin prova ad imbucare, pallone intercettato, in qualche modo Pals riesce a servire Limae, pensa al dribbling, poi ancora Pals non riesce a chiudere l'1-2, in mezzo a due rischia di perdere il pallone, le dà una mano Basilotta, poi Fagol. Il break della 66 che imbuca per Limae, non si erano intese le due e dunque ancora pallone tra i piedi di Holzer. Oberhuber, Ladstatter, Ruaben, Ladstatter lunghissimo per la corsa di Fischer, correre ai pari, Panarello protegge bene, poi cade giù, calcio di punizione commesso da Fischer, chiaramente non è d'accordo con la scelta arbitrale. Panarello allontana Ruaben, poi Fostel messa giù, non c'è fallo, si gioca. Martinelli non riesce a sistemare la sfera, poi gioco di gambe di Santin che trattiene, scarica su Kiem, si allarga anche Ruaben, la palla è per lei, poi lunga, da quelle parti c'è solo Fagol. Catania che può nuovamente impostare. Bello il pallone qui per Vacchino, che adesso deve proteggerlo dall'arrivo di Ruaben, ancora Vacchino, auto di destra, prova a scappare via, diversi contatti, si gioca, Vacchino può mettere il pallone in mezzo, allontana Ladstatter, vediamo se sul Tirol riesce addirittura ad impostare in fase offensiva con Stockner che protegge il pallone. Qui non c'è fallo su Stockner, sembrava fallo abbastanza in maniera evidente, poi Di Vittorio prova ad andare fino in fondo, non c'è nulla secondo il direttore di gara, dunque può giocare il Catania. Pals, Basilotta, le due giocatrici Catania e Südtirol insomma avevano lottato duramente in quella porzione di campo, poi sembrava ormai fosse fallo in favore del Südtirol, arbitro che insomma ha visto probabilmente scorrettezze reciproche ed allora ha preferito far continuare il gioco. Dunque Limae con le mani aspetta il movimento di Cammarata, palla troppo lunga, dunque Campanile che si alza, lottano sul pallone Santin e Basilotta, poi Tern, pallone al centro dell'area, allunga come può Bielak, Fagol pronta a innescare nuovamente Vacchino con i piedi al centro dell'area. Tern aspettava il pallone troppo corto, Santin, qui un contrasto, Kiem rimane a terra, Limae non c'è nulla, si può giocare. Fagol, Basilotta, Vacchino, palla giù, poi cross basso a cercare Martinelli, intercettato il pallone da Ladstatter,
Adesso Catania che sta provando a fare la partita. Panarello. Non c'è soluzione, Panarello deve andare corto da Pals. Poi Vacchino. Ancora Vacchino, finta il cross, va corto dall'inserimento di Pals, troppo lenta la 23, è più rapida Roaben che poi fa carambolare il pallone proprio sulla giocatrice rossazzurra, dunque rimessa laterale in favore del Sudtirolo. Qui pallone in avanti, Stockner cerca Fischer, Santin che si era inserita. Poi ancora Sudtirolo con questo bel lancio lungo per Fischer che sorprende la difesa del Catania, posizione regolare, Fischer a tu per tu con Macera, Fischer! La parata di Macera, si salva il Catania e lo fa con il proprio portiere. Gran parata qui di Matilde Macera. E dall'altra parte c'è spazio per Lillimae. Ancora Lillimae, accorcia, prova a rientrare. Cerca una compagna su cui scaricare. Cammarata, raddoppiata da dietro, intervento pulito. E allora deve rialzarsi Cammarata. Poi ancora Lillimae. Basilotta di prima intenzione. Terra di nessuno se non terra di Holzer che con le mani blocca la sfera. Altra grande occasione dopo il palo a 30 secondi dall'inizio colpito da Stockner. Adesso altra occasione al 18esimo per il Sudtirolo, neutralizzato da un'ottima Macera. Scholl centralmente da Santin, qui retropassaggio sbagliato, allora Martinelli accompagna con Tern, dunque Lillimae. Da Martinelli si inserisce Stockner, toccata, non c'è fallo e allora Di Vittorio. Tern anticipata, ancora Sudtirolo che prova a rialzarsi, palla messa fuori con Stockner che ha preso un colpo alla caviglia, così sembra. 20° minuto che è già scappato via. 0-0. Dunque una sorta di mini cooling break con il direttore di gara Antonuccio che richiama immediatamente le ragazze. Cooling break al 25esimo. Allora lancio lungo, qui il gioco che riprende, Fischer punta la propria avversaria, ancora Fischer, prende il fondo, Fischer, pallone nel mezzo. Non arriva Stockner all'appuntamento con il gol, ancora 0-0. Stava per far male la numero 11. Anticipata poi da Macera che in caduta è riuscita a bloccare il pallone. Pals per la velocità di Tern. Pallone messo giù adesso da Kiem. Scholl. Si va ancora da Kiem che frena, sterza, poi cerca una compagna. Scholl prepara il destro, va in mezzo, colpo di testa di Fostel e dunque Macera può raccogliere la sfera prima che termini fuori. Si riparte da Di Vittorio. Basilotta. Lungo il pallone, Tern non ci arriva, ci prova Martinelli, la palla arriva dalle parti di Lillimae che con le mani può far ripartire le proprie compagne. Si muove Cammarata, si muove anche Basilotta.
cercata proprio la numero 7 Basilotta di prima intenzione, direttamente in porta, primo squillo vero della Catania al 20° minuto. Adesso riparte il Südtirol. Oberhuber, Santin, ancora Oberhuber, posizione avanzata, poi imbucata dentro per Scholl, prova ad insistere, pallone direttamente in tribuna, rimessa laterale. E adesso cooling break, eccolo, e allora ne approfittiamo per andare con la pausa pubblicitaria. Cooling break. Strut. Strut. I know you want me. You know I want you too. Strut. 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 Eccoci ancora in diretta, cooling break terminato. Tra pochissimo si ritorna in campo. Vi ricordo di scaricare l'applicazione Play LND, nuova applicazione per rimanere sempre aggiornati con risultati, classifiche, news e promozioni. Play LND, potete scaricarla su App Store e Google Play. Rimessa laterale in favore del Südtirol, appena battuta da Scholl. Ancora sul fondo, prova ad affondare il Südtirol, poi palla trascinata direttamente oltre la linea di fondo, dunque rimessa per Macera. Fagol, Panarello, la messa laterale con Ruaben che appoggia il pallone fuori dal rettangolo di gioco. Ancora Panarello, palla che passa a Tern, non tocca, e dunque altra rimessa laterale in favore del Catania, che ha guadagnato una ventina di metri in pochi secondi. Vacchino, Marata, poi Vacchino, pallone sul secondo palo, uscita da parte di Holzer puntuale, la numero 1 altoatesina. Kiem, Oberhuber, si allarga Scholl, parla per lei, prova ad imbucare centralmente, Basilotta non arriva, allora Fagol deve ripartire dalla compagna di reparto Pulse. Scholl in anticipo su Lillimae, si allarga Kiem che riceve col sinistro, prova ad imbucare a vuoto, Fagol fa buona guardia Macera,
C'era Fischer pronta, solita rapace d'area a raccogliere l'errore di Fagol. Bielak va a vuoto, allora Tern prova a inventarsi un gol tutta sola, Tern direttamente in porta, tiro ampiamente a lato. Altra occasione per il Catania che chiaramente si affida anche a queste individualità. Giocatrici di livello altissimo, sicuramente di categoria superiore. Pensate, Tern arrivata a gennaio, ha già realizzato 16 reti. Impatto devastante quella della numero 13. Scholl di prima intenzione per la corsa di Stockner, in ampio vantaggio di Vittorio, deve gestire la sfera, riparte dal proprio estremo difensore. Macera pronta ad andare lunga. Basilotta con la testa, allontana Oberhuber per Stockner, lotta con Fagol, poi rimpallo gestito da Fagol. Dunque ancora Panarello in avanti per la corsa di Vacchino, deve metterci una pezza Oberhuber, pardon. Poi qui c'è il fuorigioco di Stockner, fondamentale però l'intervento difensivo di Greta Oberhuber, classe 2002. Nel Sud Tirol ci sono diverse giocatrici molto importanti, sicuramente il nome di Holzer è quello più rinomato, che hanno fatto la storia della rappresentativa femminile LND. Ce ne sono diverse, classe 2002-2004, insomma, che hanno dato tanto alla rappresentativa femminile. Allenata da Marco Canestro. Basilotta, pallone a destra da Vacchino, fa buona guardia Ruaben, poi rimessa laterale concessa proprio alle altoatesine. Dunque con le mani Ruaben, pomeriggio con temperature sicuramente più estive che primaverili. Insomma, per tutti gli amanti delle abbronzature, oggi è il pomeriggio perfetto qui al stadio Francesca Gianni di Roma. Nel frattempo seguiamo questa azione. Fagol con la testa riesce a disimpegnare, servire Pals, poi Cammarata spalle alla porta, deve scaricare su Basilotta. Ancora pallone in avanti, Martinelli non arriva, solita Kiem, cerca Scholl. Ruaben si disimpegna bene, ancora Ruaben, va da Fostel, anzi Bielak, pardon. Dunque Kiem, Greta Oberhuber, Scholl, lotta, grande contrasto, abbastanza duro, tutto regolare, nonostante sia un contrasto molto duro quello fra Stockner e Lillimae. Intervento sul pallone, c'è grande agonismo in campo, ovviamente in palio la Serie B, solo una tra Catania e Sud Tirol. Il prossimo anno potrà giocare nella cadetteria italiana del calcio femminile. Adesso posizione irregolare, fuori gioco quella di Fischer. Ovviamente protesta il rumoroso pubblico altoatesino arrivato fino qui a Roma, mentre va a calmare la panchina del Sud Tirol anche l'assistente del direttore di gara Marco Antonuccio, Gabriele Ceraulo, sezione di Roma 2.
Torniamo in campo con Lily Mai, scambia con Basilotta, in mezzo a due, sbaglia Basilotta, può approfittarne il Südtirol. Santin salta, secca Basilotta, poi Kiem. Ladstatter, Ruaben, come sempre sull'out di sinistra, si sgancia Fischer, fin qui un po' in penombra Fostel lì dietro le punte, ma la 29 è sempre un pericolo per le difese avversarie. Santin, Kiem, pensa anche al tiro, poi scarica, bella l'imbucata per Stockner, non è finita, Schull, ancora Kiem, coinvolge nella manovra offensiva anche Ruaben. Uno sguardo dentro, si muove Stockner, ancora Ruaben, prende l'interno, poi scarica, sempre da Kiem. Vera playmaker di questo Südtirol. Scholl, pronta ad andare dentro, prepara il destro, cross sul secondo palo, allontana come può Lily Mai, non è finita. Kiem, finta, sterza, poi cambia direzione, va dentro da Santin, spalle alla porta, Stockner lavora per Scholl, pallone scodellato sul secondo palo direttamente in porta, esterno della rete. Il tiro cross da parte di Scholl e qui ha rischiato di far male la difesa rossa-azzurra. 35esimo minuto che sta per iniziare, Catania 0, Südtirol 0. Ricordiamo che in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si andrà ai tempi supplementari e poi, qualora la parità dovesse persistere, si andrà ai tiri di rigore. Polz, Vacchino, c'è un po' di campo, la 30 che se lo prende. Tern qui in ritardo e allora occhio alla ripartenza di Fischer, braccata da Panarello. Fischer prova a scaricare, Vacchino alla meglio, ultima a toccare, giocatrice biancorossa, e dunque rimessa laterale con Vacchino che può rimettere in gioco il pallone con le mani, anzi no, ci pensa Panarello. Vacchino per Martinelli, altra rimessa laterale. 10 minuti alla fine dei 45, ovviamente da considerare un corposo recupero, solitamente almeno 2-3 minuti, perché si considera anche il cooling break. Dunque Tern, pallone giocato, cerca una compagna, trova ancora Vacchino, poi Cammarata cerca una soluzione, deve sciogliere questo nodo, e allora Vacchino si inserisce centralmente, perde il pallone, occhio alla corsa di Fischer, Fagol, ultima giocatrice in difesa, deve gestire bene questo pallone, ancora Fagol un po' messa in difficoltà dalla pressione di Fischer, preferisce ripartire da Macera, Südtirol che non porta pressione sul portiere avversario. Macera tocca a Oberhuber, allora Stockner, di Vittorio non si fida, mette in rimessa laterale il pallone, prende campo il Südtirol. Con le mani Scholl, Fostel prova ad andare in mezzo, ancora Fostel, spinta, non c'è nulla, si gioca, si rialza Fostel, altra caduta e c'è il fallo in favore del Catania per un tocco con il braccio ravvisato proprio su Fostel. Arbitro che non sta regalando nulla alle squadre, tanti contatti che abbiamo visto, nessun fallo generoso, ecco, concesso fin qui dal direttore di gara Antonuccio, che ha chiesto alle giocatrici in campo di giocare a calcio. Santin qui sul pallone, non, secondo il direttore di gara, l'intervento di Stockner su Basilotta, calcio di punizione. Qualche protesta timida, quella di mister Castellaneta.
allora Di Vittorio. Con i piedi. Ancora Catania, Basilotta rischia qualcosa, altro errore di Basilotta, dunque può ripartire il Südtirol. Santin, Fostel prova ad imbucare, perde l'attimo di gioco però, dunque Cammarata toccata da dietro, c'è il fallo? No, il fallo lo commette Cammarata da terra e mette giù Kiem, già giocato. Kiem chiede a Fischer di allargarsi. Eccola qui la 9, uno sguardo dentro, punta l'avversario, non supera Panarello. Poi cade giù Fischer, ha preso un colpo alla caviglia, si gioca. Panarello, lunghissimo il pallone per Martinelli. Holzer gestisce il pallone, non subisce la pressione di Martinelli. Poi Lillimae, lei l'ultima a toccare, dunque rimessa laterale con Scholl che si incarica di batterla con le mani. Santin allontana Basilotta, Tern cade, non c'è nulla. Oberhuber cerca una compagna libera, va da Santin, poi si inserisce Fostel, interviene Fagol che recupera il pallone, il break della 66 che ne salta due, ancora Fagol vuole saltarle tutte, poi ottiene forse il massimo da quella situazione di gioco lì, davanti la panchina del Südtirol. Il Catania conquista una rimessa laterale. Novantesimo minuto di gioco, 0-0 tra Catania e Südtirol. Messa laterale, rimbalza in campo ma poi esce, dunque cambio di rimessa in sostanza con Di Vittorio che chiede il movimento delle compagne. Di Vittorio, Terms, poi Martinelli non riesce ad arrivare sul pallone, dunque Oberhuber insieme a Ladstatter, ancora Oberhuber. Scholl si muove bene qui Bielak insieme a Santin che movimento con la suola va a servire poi Kiem. Ancora Santin dentro il pallone, allontana Fagol col ginocchio, non è finita. Kiem con la testa ribadisce in avanti, poi sempre la 16 risolve problemi. Sonia Kiem, Scholl, qui brutto colpo di Scholl, c'è il calcio di punizione, la ripartenza del Catania fermata per questo intervento irregolare, effettivamente sembrava calcio di punizione. Adesso Antonuccio va a richiamare mister Reitano. Qui rimane a terra ancora a rapporto signor Antonuccio con Silvestro Reitano, tecnico della Catania, che ha protestato per questo calcio di punizione. E qui nel frattempo, mentre lo staff medico è in campo, sia Catania che Südtirol ne approfittano per rinfrescarsi. 34 gradi battono su Roma da questa mattina. Caldo pomeriggio di calcio femminile, l'ultimo atto della Serie C 2025-2026.
Catania e Sudtirolo ancora ferme sullo 0-0, si giocano un posto in Serie B. Questa mattina alle 10:30 il Moncalieri che ha battuto per 1-0 l'Orobica Bergamo. Dunque Moncalieri prima promossa in Serie B. Kiem, si riparte. Santin ancora alla 16, poi Oberhuber può allargare il gioco da Ruaben. Lateralmente subito Bielak si gira, cerca centralmente Fostel, rifinita il pallone per Stockner. Altro intervento importante, quello di Macera, che si fa trovare al posto giusto nel momento giusto. Altro intervento decisivo, quello del portiere rossazzurro, fin qui sicuramente tra le migliori nelle fila del Catania. Lillimae, Fostel qui attaccata da dietro da Basilotta, falla evidente. Arrivata in ritardo la numero 7 del Catania, Virginia Basilotta. Calcio di punizione. Scholl direttamente in porta, Macera blocca. Un tiro cross, quello di Scholl al centro del campo. Facile preda per Macera. Terna conquista il pallone, spalla alla porta, serve Martinelli. Insiste la numero 11 che poi però viene tradita dal rimbalzo, tira dal braccio poi l'avversaria e dunque altro calcio di punizione. Sudtirolo che può nuovamente impostare in avanti questo calcio piazzato. Allora 2 minuti di recupero che vengono segnalati adesso. 2 minuti di recupero. Kiem in mezzo a 3, serve comunque la compagna. Qui Tern riesce a rubare il pallone, si accende la 13 che cade giù anche un po' in maniera troppo facile. Insomma poteva insistere forse maggiormente qui la 13 del Catania. Macera in uscita, anticipa tutti, poi Martinelli, pallone lungo per Lillimae, deve uscire Holzer che fa suo il pallone. Primo minuto che è praticamente già volato via, si giocherà per un altro minuto. Effettivamente oltre il cooling break si è perso davvero pochissimo tempo. Scholl, Stockner prova a scappare via, si trascina però il pallone fuori. Numero 11 Alexandra Stockner, anche lei classe 2002. Qui Basilotta rischia qualcosa, va da Macera. Pannarello, occhio alla pressione da parte di Bielak. Poi Pannarello salta la propria avversaria e lei l'ultima a toccare, dunque rimessa laterale in favore del Sudtirolo. Ma non c'è più tempo. Arbitro che fischia 2 volte, manda le squadre negli spogliatoi. 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. Dunque persiste finora la parità. Noi andiamo in pausa, ci ritroviamo tra poco. Durante l'intervallo ascolteremo i dirigenti delle due formazioni. A dopo.
Catania FC Massimiliano Borbone, è un Catania che arriva in finale sicuramente con qualche ferita vista la sconfitta in Coppa Italia, ma oggi queste ragazze vogliono dimostrare che meritano la Serie B. Sì, diciamo che abbiamo fatto una partita importante domenica scorsa, fino al 91esimo eravamo in vantaggio, poi una disattenzione che ci può stare nel recupero, poi calci di rigore immediatamente dopo, però le ragazze secondo me hanno fatto una grande partita, non era facile considerando il fatto che poi fra una settimana avevamo questa partita di oggi, quindi devo dire che sono molto contento del loro approccio, di come hanno lavorato questa settimana, oggi siamo arrivati alla fine. Il Catania è una grande squadra, una grande società soprattutto, che pianifica sempre. A che punto del programma, del cronoprogramma societario è la femminile secondo lei? Se è in ordine o insomma se siamo in ritardo con i lavori, non lo so. Mi dica lei. No, il nostro percorso è ben tracciato, sappiamo che dobbiamo crescere di anno in anno, quest'anno forse abbiamo fatto un passettino un po' troppo veloce, però le ragazze sono cresciute in fretta durante la stagione, hanno meritato questo percorso, quindi siamo molto contenti, la proprietà ci ha aiutato nel mercato di dicembre per cercare di rafforzare la rosa e questo non è una cosa affatto scontata, ricordiamoci sempre che il Catania è ripartito da 4 anni e quindi il tempo non è tantissimo, abbiamo seminato noi ma in tutti i settori della società stiamo crescendo, questo è il momento di raccogliere i frutti, questo l'anno prossimo, questa è una proprietà, è una società destinata a crescere di anno in anno. Il sogno è magari quello di giocare in Serie B, magari a Torre del Grifo. Sicuramente anche lì è un grandissimo investimento fatto da parte della proprietà, riportare questa struttura per la città, per le giovani e i giovani di Catania è una grande soddisfazione, non vediamo tutti l'ora, soprattutto le ragazze e i ragazzi, di entrare di nuovo lì, si stanno un po' pianificando i lavori, no? Perché il centro è rimasto chiuso tanto tempo. Come dicevo poc'anzi, questa è una società destinata a crescere nel tempo, quindi sappiamo e vediamo la velocità con cui si sta andando, speriamo in questi 10 giorni che sono molto, molto importanti per tutta la società raccogliere i primi frutti. Direttore, in bocca al lupo. Grazie mille. Con il responsabile tecnico del settore femminile del Fußball Club Südtirol, Maraner, è un Südtirol che ha fatto una bella stagione. Le chiedo innanzitutto se erano queste le aspettative e se a inizio stagione l'obiettivo era la promozione in Serie B. Ma noi sono un po' di anni che stiamo facendo bene e ovviamente l'obiettivo era giocarsela. Poi riuscire ad arrivare fra i primi due è sempre complicato e ce l'abbiamo fatta e siamo molto contenti. È un Südtirol che sta facendo bene, con la maschile ha ottenuto una grande salvezza proprio in questi giorni, adesso tocca alla femminile. La società che focus sta dando alla femminile e che prospettiva vuole dare a questa squadra? Sì, venerdì sera abbiamo ottenuto questa salvezza importantissima che dà una spinta e un'energia anche alle ragazze e per quanto riguarda il femminile stiamo lavorando bene da 3-4 anni e proviamo sempre ad alzare il livello step by step senza fare i passi troppo lunghi. Quanto è importante il vostro lavoro anche in città, a Bolzano, ma in generale in tutta la regione, il lavoro del Südtirol per il movimento femminile? Ma penso che sia fondamentale, siamo un po' diventati il punto di riferimento, siamo l'unica società della provincia che fa la Serie C e anche il settore giovanile sta andando molto bene. Allora, in bocca al lupo. Crepi, grazie.
Rieccoci nuovamente in diretta qui dalla Francesca Gianni di Roma. 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco tra Catania e Südtirol. Si riparte ovviamente a campi invertiti. Catania che attaccherà da sinistra verso destra, ancora in maglia rosso-azzurra e pantaloncino nero, mentre per quel che riguarda il Südtirol, maglia bianca e pantaloncino rosso, da destra verso sinistra dei vostri schermi e teleschermi. Dunque, ultimi accorgimenti prima della ripresa del secondo tempo. Manca la panchina del Südtirol, che sta prendendo adesso posizione appunto in panchina. Ed allora Stockner pronta a far ripartire il match. Fischia Antonuccio, si riparte, inizia il secondo tempo di Catania Südtirol. Ultimi 45 minuti in palio la Serie B. E allora primo pallone scodellato in avanti da Scholl, subito per Fostel, ma c'era in due tempi. Riesce a dir di no, inizia subito con un lampo quello di Fostel. E ha messo subito in difficoltà, ma c'era. Lancio lungo. Ci pensa Ladstatter a mettere in rimessa laterale. E allora Pacchino con le mani. Cammarata protegge il pallone, ancora Cammarata, salta Bielak, poi prova a servire Martinelli. Martinelli porta il pallone sul sinistro, serve Tern, spalle alla porta, scarica da Cammarata, di prima intenzione per Lillimae. Pallone allontanato dove Stockner aggancia con il tacco. Stockner, uno sguardo alle compagne, prova ad aprire zona di Fostel. Cammarata tocca, ma di fatto serve il pallone a Fostel. Deve inseguire la sfera la 29, ultima a toccare proprio Cammarata, e dunque Fostel protegge il pallone, ottiene una buona rimessa laterale, posizione avanzata. Fostel porta il pallone dentro, cross basso a vuoto, la difesa del Catania, poi ancora il tentativo da parte di Santin. Qui uscita a vuoto quella di Panarello. E allora Südtirol che prova nuovamente a impostare, rientrata questa seconda parte di gara con un piglio un po' più aggressivo, sta cercando con più veemenza il gol del vantaggio, mentre vi ricordo della Play LND, la nostra app ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, risultati, classifiche, news e promozioni. Potete scaricare l'app ufficiale su tutti gli Apple Store e i Google Play, su tutte le varie piattaforme, i dispositivi, per rimanere sempre aggiornati con tutte quelle che sono le news del mondo dilettantistico. Lillimae allunga con la testa a cercare Martinelli. Bielak prova a servire di fatto Stockner, spalle alla porta, ultima a toccare la 11, dunque Di Vittorio con le mani. Pals, ancora un tocco con la testa, stavolta Santin. Ancora rimessa laterale, ancora Di Vittorio. Fostel allontana come può Ladstatter, poi occhio a questa ripartenza del Südtirol con Ruaben che prova ad innescare una scatenata Fischer, grande velocità per la 9, ottima chiusura qui di Vacchino. Siamo già dall'altra parte, Lillimae con Tern.
Basilotta di prima intenzione, passaggio sbagliato, e allora ancora Basilotta che commette fallo. Possesso su Tirol, questa spinta da dietro di Virginia Basilotta, mentre 50° minuto che scocca adesso e ancora qualche minuto e poi sicuramente inizierà una prima girandola dei cambi. Fa molto caldo qui a Roma e sicuramente si fatica di più in campo. Chiam deve proteggere il pallone, corre all'indietro, va addirittura da Holzer, la pressione di Tern, in ritardo Vacchino in pressione, pallone proprio per Ruaben, salta Vacchino che si era fatta tutto il campo per pressare, adesso si va da Chiam, ancora Chiam, larga a destra, c'è un po' di spazio, buona copertura di Di Vittorio su Santin. Qui pallone scodellato sul secondo palo, Macera blocca con grande sicurezza. Allora Macera, rinvio per Lilimae, si appoggia su Basilotta. Basilotta diritto per Martinelli, con la testa Oberhuber, poi Lilimae, Cammarata allarga il campo per Vacchino, anzi no, rimane centrale, adesso va da Vacchino. Di prima intenzione per Lilimae, Oberhuber finta di andare centrale, poi prende zona laterale, rinvio che però favorisce di fatto Cammarata, cade giù, non c'è fallo, protesta la numero 10. Tutto regolare secondo arbitro Antonuccio. Pallone in avanti, chiede il fuorigioco su Tirol e così, posizione irregolare, già battuta il calcio di punizione. Santin, Kiem, ottima l'uscita di Pals, poi cade Pals, si gioca, allora Kiem, occhio qui il Catania leggermente scoperto, dentro pallone per Stockner che prova ad appoggiarsi su Fischer, le due non si intendono, chiedeva il pallone in profondità alla numero 9. E allora ancora una volta su Tirol con Schul, anticipata qui, e allora occhio a Lilimae e la sua velocità, dritto per Martinelli, un po' frettoloso qui il Catania di Reitano. Ruaben, Oberhuber, accelera, larga a destra, c'è tanto spazio per Santin. Santin, uno sguardo dentro, prova a saltare la propria avversaria, fa buona guardia, questo caso Di Vittorio, poi allontana non benissimo Ladstatter, ci mette una pezza, un'ottima Sonia Kiem. Classe 96, una delle più esperte di questo Sud Tirol. Fischer, sterzata, poi pallone ancora giocabile per Ruaben che entra in area di rigore, salta la propria avversaria, cade giù, non c'è fallo su Ruaben. Qui probabilmente è inciampata sui propri piedi la numero 3 del Sud Tirol, anche dalla nostra postazione abbastanza distante era evidente che non ci fosse nessun contatto e dunque rimessa dal fondo in quest'ultimo appuntamento di Serie C femminile. Non è l'ultimo appuntamento però del mondo femminile dilettantistico, il 12 giugno c'è la finale prevista a Guidonia. Parlavamo insomma a microfoni spenti a proposito di Catania, anche della nuova realtà che è nata a Catania, il Racing Catania, società del Racing City Group che sta investendo tra Catania e Messina. Quindi occhio all'errore di Fagol, Fostel prova ad approfittarne,
Ha rischiato parecchio qui il Catania, dicevamo il Racing Catania, così per chiudere l'argomento, una nuova realtà che è nata a Catania e che alimenta il mondo calcistico femminile nella città ai piedi del vulcano, e che l'anno prossimo sarà protagonista nel campionato di Serie C, avendo vinto già l'eccellenza femminile. Qui bella l'imbucata per Fostel, il tiro di Fostel sul fondo, altro guizzo del Südtirol con Fostel che si è divorata il gol dell'1-0, la 29. Bello l'inserimento, poi palla che però non ha trovato lo specchio di porta. Mezzo al campo, qui si lotta parecchio, ne esce bene Pals in mezzo a due, prova ad impostare ancora Pals, ottimo con la suola, la numero 23. E allora Basilotta per Vacchino, pallone troppo corto, se lo allunga poi Ruaben. Lotta Fischer, lei l'ultima a toccare, rimessa laterale. Dunque Panarello con le mani. Allontana il Südtirol e prova ad alzare il proprio baricentro. Fagel. Ancora Fagel. Lunghissimo. Anticipata da Scholl. Poi qui c'è il fuorigioco di rientro fischiato su Stockner. Di Vittorio pronta ad andare lungo. Salta Tern a vuoto, non arriva neanche Martinelli. Palla custodita da Scholl, che rilancia sì, ma direttamente fuori. Rimessa laterale ancora per il Catania. 57esimo minuto di gioco, 0-0 tra le siciliane e le trentine. Adesso insiste il Catania, perde poi il pallone, allora Fostel va a cercare Fischer, anticipata, ancora Catania in avanti, a vuoto completamente Oberhuber. Per sua fortuna non c'erano maglie rossa-azzurra alle sue spalle, e dunque Ladstatter, poi Oberhuber, Schul direttamente da Santin, la solita Sonia Kiem a portare avanti il pallone. Kiem accelera, prova ad affondare il colpo, poi scarica. Ottimo il ritorno di Lillimae, che supera la propria avversaria, poi forse esagera, perde il pallone per un istante sull'uscita di Scholl. Adesso occhio a Tern che lotta sul pallone, anticipata in maniera abbastanza tranquilla da Ladstatter. Dunque Oberhuber prova a mettere un po' di chiarezza, poi Kiem, lancio lungo, cercare Fischer. Vacchino deve controllare il rimbalzo, la palla è corta, Vacchino mette il pallone in avanti, ma di fatto lo consegna a Bielak. Fischer punta l'avversaria, ancora Fischer, l'interno, dentro il pallone, a rimorchio, ma c'era, blocca a terra. Altra occasione per il Südtirol, che però non riesce a tirare in porta. Pallone già giocato, dunque Vacchino. Centrale, si complicano la vita Ladstatter e Oberhuber, poi Tern insomma ha provato direttamente il tiro in porta, ma ha mancato il pallone. Si dispera la 13, che fin qui non ha potuto lasciare il segno su questa sfida. Ruaben,
la Stater e poi Oberhuber. Qui la velocità di Shaw, spinta, ma non secondo il direttore di gara, sembrava fallo. E invece il direttore di gara ha valutato tutto regolare. Qui Holzer in uscita, dunque Vacchino prova ad allungare, Tern protegge bene il pallone, si gira la 13, poi imbucata che non funziona, coperta bene in questo caso la ripartenza del Catania da parte del Südtirol, con Ruaben sull'out di sinistra che dà uno sguardo in avanti. Centralmente Bielak, pallone un po' corto, ci arriva poi Stockner e allora va a servire Fostel. Si perdona, si trattava ancora di Bielak. Poi Basilotta si complica un po' la vita alzando questo pallone, dunque Bielak può ripartire da Kiem. Ruaben, uno sguardo dentro, ancora Ruaben, non c'è spazio, prova a prendere il fondo, vediamo se va in mezzo, punta la propria avversaria, ancora Ruaben, la salta col sinistro, pallone nel mezzo, corto, allontana come può Basilotta, poi Bialek si coordina, in mezzo Parello prova a gestire, poi cade giù Fostel. Qui rischia qualcosa Macera che in questo retropassaggio non poteva prendere chiaramente il pallone con le mani, ma non è finita. Südtirol ancora in avanti direttamente in porta, tra le braccia di Macera, il tiro cross di Scholl. E dunque c'è il primo cambio di questa partita, pronta ad entrare con la numero 99 Sgambato. Ruaben sbaglia, può ripartire il Catania, Vacchino direttamente da Tern. Ancora Tern che prova a superare in velocità la propria avversaria, ottima copertura qui di Ladstatter. Poi Oberhuber centralmente, la pressione del Catania, palla che termina fuori e dunque stava per giocare il cambio e invece no, al prossimo pallone fuori arriverà il momento di Sgambato. Fagel si allarga Lilimae, ancora Lilimae prova a saltare la propria avversaria, il cross, ci mette una pezza Holzer in due tempi, grande pericolo con Holzer che litiga col pallone, poi risolve lei stessa bloccando la sfera. Brivido per i tifosi sudtirolesi, con Holzer che ben conosciamo, ottimo portiere, ha fatto un pezzo di storia della rappresentativa LND femminile agli ordini di mister Canestro. In questo caso la stava facendo grossa. Ruaben, Ladstatter a destra da Schull, si propone Santin, la palla per lei, uno sguardo avanti, il movimento di Fostel, cerca la 29, qui Fagel fa da bodyguard al pallone, lo consegna a Macera. Ancora a bordo campo Sgambato, sta aspettando il suo momento, quando abbiamo già superato l'ora di gioco. Ruaben per Fischer, scarica su Bielak, travolta, si gioca, poi imbucata per Fostel che aggancia il pallone, ancora Fostel ci prova dalla distanza, deviazione che facilita il compito di Matilde Macera. Dunque Vacchino a destra da Tern, lotta sul pallone ma c'è l'anticipo da parte di Ladstatter, fuori Cammarata, sì, Alessia Cammarata finisce qui la sua partita, dunque fuori il capitano del Catania che lascia la fascia di capitano a Basilotta, al suo posto Flavia Sgambato, dunque Reitano toglie Cammarata. 64 minuti di
Ottima fattura per la 10 del Catania. Non felicissima, ecco, della sostituzione. È chiaro che una finale la si vuol giocare fino alla fine, ma bisogna avere forze fresche in campo, lo sa bene mister Reitano, che ha mandato dentro la classe 2001 Flavia Sgambato. Allora, pallone messo dentro da Vacchino, allontanato dalla difesa del Südtirol, che prova ad alzare il proprio baricentro. Macera con i piedi. Aspetta il movimento delle compagne, poi prova ad andare da Di Vittorio. Qui fa buona guardia Santin, che non fa passare Di Vittorio, poi prova ad imbucare per Stockner. In anticipo Faggol, che porta a spasso il pallone ancora alla 66. E lei l'ultima a toccare, dunque rimessa laterale in favore delle ragazze di mister Castellaneta. Il direttore di gara Marco Antonuccio, sezione Roma 1, fin qui un'ottima direzione. Male qui in ricezione Stockner, dunque rimessa laterale. Di Vittorio, tocca Pals, Basilotta prova a superare la propria avversaria, poi lunga per Martinelli, in qualche modo Oberhuber, poi ancora Lillimae, conquista una rimessa laterale. Basilotta sbaglia l'aggancio la numero 7 del Catania, Virginia Basilotta concede la rimessa laterale. Ancora nessun cambio per mister Castellaneta. Il calcio di punizione, questo contatto proprio su Basilotta. E dunque un calcio piazzato che a questo punto della gara è abbastanza prezioso per il Catania. Catania che sul calcio piazzato ha trovato diversi gol in stagione. Insomma, l'Arsenal ci insegna che ormai con i calci piazzati si vincono i campionati. Tutto pronto, questo calcio di punizione. Basilotta sul primo palo, pallone spizzato, poi Holzer fa suo il pallone, dunque gioca direttamente con le mani il portiere altoatesino. Kiem, Ruaben, Bielak, ancora Ruaben, la pressione del Catania, Ruaben perde il pallone, lo consegna a Terno, occhio a questa occasione, Terna, centrale, il tiro della 13, si divora il gol dell'1-0, indemoniata Cristina Tern, era il suo momento, si è divorato l'1-0, grande occasione per il Catania. Calcio d'angolo, pallone a rientrare, la palla rimane lì, in qualche modo Oberhuber chiedeva un tocco con la mano, qui il Catania, ma ancora rossazzurre con Vacchino in avanti, allontana la difesa sudtirolese. Panarello, molto avanzata la 22. Qui centralmente deve risolvere la situazione Martinelli, che dà il pallone a Basilotta, poi Lillimae prende il centro, ancora Lillimae, pensa al tiro, poi scarica da Sgambato, pressata alla 99, può scaricare
ancora da Martinelli che chiede l'1-2, Martinelli si dimentica del pallone, poi non è finita perché il pallone lo ha raccolto Pals. Adesso rimessa laterale. In questi ultimi 5-6 minuti il Catania è cresciuto parecchio rispetto ad un inizio di secondo tempo a tinte biancorosse. Adesso le Etnee stanno provando a fare la partita, con sicuramente l'occasione per Cristina Tern a tu per tu con Macera che spicca, e qui c'è il calcio d'angolo. Altro calcio piazzato dunque, con Basilotta dalla bandierina. Basilotta a rientrare, allontana Kiem. Ancora Basilotta, nuovamente in mezzo, secondo palo, troppo lungo il pallone di Virginia Basilotta, direttamente sul fondo. 0-0 al 70° minuto, che è ormai volato via. Qualora la parità dovesse persistere, si andrà ai tempi supplementari. Ruaben incoraggia le proprie ragazze, mister Reitano. C'è il cooling break chiamato dal direttore di gara. Super spot per noi. Strut. Strut. I know you want me. You know I want you too. Strut. 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 Si riparte, cooling break terminato. Dunque squadre nuovamente in campo. Si ripartirà dalla rimessa laterale in favore del Catania con Panarello. Fin qui un solo cambio, fuori Cammarata, dentro Sgambato, operato dal Catania. Nessun cambio fin qui tra le file del Sudtirol. Kiem. Lancio lungo di Vittorio, insiste, allontana, poi Sudtirol che insiste, allora Panarello. Vacchino. Rimessa laterale ancora per il Catania che rimane in avanti. Panarello. Martinelli stoppa con la coscia, poi Fostel prova ad andare lungo, sterza, Fostel si appoggia su Bielak, in qualche modo in avanti Fischer aggancia ma non trova più il pallone. Qui c'è il fallo di Fostel su Pals, calcio di punizione. Panarello lascia la battuta a Basilotta, in cui immagino che il Catania proverà ad andare direttamente in area. Basilotta con il destro, al limite dell'area questo pallone spizzato, nessuno sul secondo palo,
Di Vittorio aveva provato a impensierire Holzer. Scholl centralmente, pallone rubato, poi qui c'è il fuorigioco da parte di Terna, abbastanza evidente il fuorigioco di rientro. E si riparte, Ruaben. Si allarga Fischer, anticipata da Panarello, poi perde il tempo Catania che comunque può affondare con Sgambato. Alto il pallone di Sgambato a cercare Martinelli, qui maglia tirata in maniera evidente da Martinelli ai danni di Oberhuber. E dunque calcio di punizione in favore del Südtirol che ha già battuto Ruaben. Ladstatter riparte da Holzer. Si è alzato anche un po' di vento qui al Francesca Gianni di Roma. Oberhuber, Scholl. Si muove il Südtirol alla ricerca del momento giusto. Qui Stockner per Fischer, scarica su Fostel. 1-2, ancora Fischer che prova a concludere. Pallone sul fondo. È rimessa per il Catania. Altra occasione con Fischer che al momento del tiro ha sbattuto sulla gamba del difensore rossazzurro. Però quando si apre il campo, quando ci sono spazi, il Südtirol diventa pericolosissimo. Fischer qualche difficoltà. Ed allora si riparte con Macera che probabilmente andrà a lungo. Qui tutto bene sembra per Fischer. Macera, Pals svirgola la 23, poi Bacchino non riesce a intercettare questo pallone. Rimessa laterale, palla tra le mani di Ruaben. Con la testa Bielak. Stockner, messa giù, calcio di punizione. E allora calcio piazzato per il Südtirol. Scholl, pronta ad andare in mezzo. Scholl direttamente in area, con la testa sfiora Stockner. Dunque Macera già rinviato per Martinelli. Oberhuber allontana, trova Santin. Qui Lilli Mae si schianta su Santina, la meglio la 8 del Südtirol. Poi in buca per Fostel che tocca, supera la propria avversaria, ma c'è l'uscita di Macera a levare ogni dubbio. Pals. Sgambato, Terna. C'è spazio per Lilli Mae, non è stata servita, allora occhio alla velocità di Fischer che brucia Di Vittorio. 2 contro 1, Fischer dentro, la palla per Stockner, a tu per tu con Macera. Stockner, miracolo di Macera che dice di no a tutto il Südtirol e al tiro di Stockner. Clamorosa parata della 71, pardon. Matilde Macera vieta il gol al Südtirol. Occasione clamorosa, 2 contro 1 sprecato dalle ragazze di Castellaneta, pardon. E adesso calcio d'angolo. Ma che occasione per il Südtirol.
calcio d'angolo, quasi tutto il Südtirol dentro l'area, pallone nel mezzo, salta Vostel, poi il tiro un po' sbilenco quello di Ladstater, non è finita, ancora Ladstater prova ad andare in mezzo, si trascina il pallone fuori, sgambato, altro corner. Ed allora altro tentativo del Südtirol che ci è andato vicinissimo con Stockner, ma che parata di Macera, provvidenziale. Tutto pronto, altro corner, solo Ruaben fuori dall'area di rigore del Catania, pallone nel mezzo direttamente sul fondo, palla che entra ed esce, e dunque si spegne così questo secondo corner consecutivo con insomma l'errore in battuta di Scholl, e dunque Macera mette il pallone giù. 80° minuto praticamente terminato, siamo negli ultimi 10 più recupero. Qui sgambato, Vacchino non può evitare la rimessa laterale, dunque Ruaben con le mani. Qui sgambato direttamente in tribuna. Io vi ricordo di scaricare l'applicazione Play LND, App Store, Google Store, classifiche, promozioni, risultati, news, tutto il mondo del calcio dilettantistico alla vostra portata di mano e di tablet, insomma su tutti i vari dispositivi a vostra disposizione potete scaricare l'applicazione della Lega Nazionale Dilettanti. Fuori Cristina Tern, dentro Carlotta Sciuto. Fuori dunque la classe 2004 Cristina Tern, che finisce qui la sua stagione, dentro Carlotta Sciuto, classe 2009, talento rossazzurro, messa dentro da Reitano. Esce con il numero 13 Cristina Terna, entra con il numero 9 Carlotta Sciuto. Pallone a destra per Vacchino, anticipata, insiste sgambato, forse con una mano, sì, è così secondo il direttore di gara. Dunque calcio di punizione. Ruaben, giro palla, poi Vacchino, ultima a toccare, continua la pressione altissima del Catania che sta spendendo tante energie per evitare le impostazioni offensive del Südtirol. Qui Bielak mette giù il pallone, Stockner non aggancia, Panarello spazza via il pallone con Holzer che con qualche difficoltà allontana, sgambato per un istante, poi Bielak, Ruaben centralmente da Kiem. Bielak, Stockner, pressata da Panarello, prova ad appoggiarsi, perde il pallone, può giocare in qualche modo Stockner, si riparte da Ladstater. Scholl per Santin, troppo lungo il pallone, rimessa laterale in favore del Catania. Nessun cambio ancora per il Südtirol. Pallone lungo, giocabile per Stockner che è in posizione regolare. Occhio all'inserimento di Fischer. Stockner prova a mettersi in proprio, toccata da dietro, calcio di punizione. Le proteste delle giocatrici del Catania, tocco abbastanza evidente con la mano per Panarello che ha speso un fallo per evitare guai peggiori, e dunque calcio di punizione, una decina di metri distante dall'area di rigore. Chiaramente si propone da quella piazzella lì Laura Scholl, anzi no, sarà Katarina Vostel.
Vediamo se andrà in porta o meno. Quattro giocatrici in barriera per Macera. Fostel. Parte Fostel, deviazione della barriera, calcio d'angolo. Eccola qui la 29 inquadrata dalle camere oggi guidate da Cristian Nacca alla camera 2, Francesco Zappalà alla camera 1, coadiuvate chiaramente dalla regia di Andrea Puleo, che ringrazio per il suo operato. Corner, arbitro Antonuccio che richiama le giocatrici al centro dell'area piccola, chiede di non disturbare l'operato del portiere. Pallone nel mezzo, esce Macera, tocca con la testa Oberhuber, non riesce però a schiacciare verso il basso, palla che si impenna, rimessa dal fondo. 86esimo minuto, appena iniziato, poi 4 minuti, poi recupero e poi chiaramente lo spettro dei tempi supplementari che inizia ad aleggiare qui al Francesca Gianni di Roma. Sciuto tiene un bel pallone, Basilotta prova ad affondare con Martinelli, Ladstatter tiene a bada Martinelli, poi calcia via il pallone oltre la linea laterale, dunque rimessa in favore del Catania. Con le mani, palla per Sciuto e adesso c'è il cambio rimessa. Fischiata Marilise Lilimae. Adesso saltano le giocatrici sudtirolesi, pallone lungo, in avanti per Stockner, fa buona guardia Panarello, Vacchino sull'auto di destra. Direttamente in mezzo per Sciuto, anticipata. Allora Fostel mette giù il pallone, Kiem di prima intenzione a cercare Stockner, occhio perché c'è Macera fuori dai pali, qui cade giù Stockner, anticipata, c'è la rimessa laterale. In favore del Sudtirol, rimessa laterale o calcio d'angolo, abbiamo visuale un po' coperta, rimessa laterale. Mentre l'arbitro ha già avvisato l'assistente che saranno 2 i minuti di recupero. Nel frattempo Ruaben ha trovato il punto di battuta. Fostel, raddoppiata, prova a scappare via, ancora Fostel. Cerca di scappare in mezzo a 2 giocatrici, ci riesce Fostel, ancora gioco di gambe, poi scarica su Ruaben di prima intenzione, pallone sul secondo palo, la palla rimane lì, non colpisce Fischer. Santin poi va in pressione, c'è il calcio d'angolo perché l'ultimo a toccare è il difensore del Catania. Qualche protesta da parte di Lilimae, ma il tocco sembrava abbastanza evidente. E dunque si fanno sentire tifosi di Sudtirol e Catania qui al Francesca Gianni di Roma. Scholl dalla bandierina, pronta a mettere in mezzo questo pallone, tutto il Sudtirol ad esclusione di Ruaben dentro l'area di rigore rossazzurra. Va Scholl con il destro, pallone sul secondo palo, con la testa non arriva Stockner. E allora si riparte da Ruaben, la corsa di Sciuto, Ruaben direttamente per Fischer, posizione regolare, ancora Fischer, vediamo se ci arriva, no, pallone fuori. E dunque Fischer poi sbatte con cartelloni pubblicitari, rimane a bordo campo.
Fischer è fuori dal campo, dunque ultimo minuto di gioco, poi saranno 2 i minuti extra assegnati dal signor Marco Antonuccio della sezione di Roma 1. Dunque Di Vittorio. Lungo il pallone. Martinelli prova ad allungarlo. Kiem stoppa, poi serve Stockner in 10, il Südtirol prova comunque ad attaccare. Santin. Ancora Santin. Punta la propria avversaria, poi scarica dalle parti di Scholl che può mettere il pallone in mezzo. Scholl dentro per Fostel, il colpo di testa. Blocca Macera sulla linea. Altro brivido, altra occasione per il Südtirol e deve fare i conti per l'ennesima volta con una super Matilde Macera. Pronta a rientrare, lo fa in questo momento Rania Fischer. Qui si lotta sul pallone, Martinelli perde la sfera, riconquistata però da Faggol. Faggol ad anticipare Oberuber, poi Fostel, Kiem allunga per Stockner, si ragiona poco in questa ultima fase di gara. Santin larga a destra, occhio a Fischer che prende il largo col destro. Fischer, deviazione, provvidenziale intervento quello di Vittorio in scivolata che insomma leva ogni dubbio sulla conclusione di Fischer. Avrebbe sicuramente messo in difficoltà l'estremo difensore del Catania che fin qui ha fatto una gran partita come lo ha fatta Holzer. Insomma i due portieri quest'oggi davvero protagonisti. Qui pallone nel mezzo, allontana Macera. Poi il tiro di Bielak, altissimo. La conclusione di Hanna Bielak, classe 98. Secondo minuto che sta per terminare ed allora al netto di improvvisi cambi di programma vi invito a insomma andare a prendere qualcosa da bere e mettervi comodi lì a casa o ovunque voi siate, perché fischia il direttore di gara. Tempi supplementari, non sono bastati 90 minuti per Catania e Südtirol per decidere chi l'anno prossimo giocherà in Serie B. Noi andiamo un attimo in pausa, ci ritroviamo tra poco con i 2 tempi supplementari da 15 minuti, a tra poco.
Quanto ha? E dagliela questa qua. Attaccami e dagliela. Devi mettere il primo tempo score. Vabbè, tanto dagli la cosa, non dagli la cosa. Prima dagli la cosa. E si riparte dunque, primo tempo supplementare da giocare tra Catania e Südtirol. Catania che attacca da sinistra verso destra dei vostri schermi e teleschermi, viceversa il Südtirol attacca da sinistra verso destra. Allora Martinelli recupera il pallone, ancora Martinelli, pallone gestito da Panarello. Allora pallone lungo, Pals a destra per la velocità di Vacchino, prova a sterzare, calcio d'angolo, orgoglio del Catania che prova a partire bene in questo primo tempo supplementare. Calcio d'angolo, pallone nel mezzo, Holzer con il pugno allontana. Allora Basilotta dall'altra parte, pronta con un altro calcio d'angolo, qui quadrata anche Holzer, protagonista questa partita. I due portieri, sia Macera che Holzer, davvero protagonisti. Il pallone nel mezzo, calcio di punizione fischiato proprio su Sciuto, e insomma aveva avuto dei discorsi aperti con la propria avversaria. Pallone adesso allungato in avanti, in mezzo a due alla meglio Stockner, c'è un problema però, dunque si ferma il gioco. Gioco che riprende dunque, la rimessa laterale in favore del Südtirol, già battuta. Kiem, poi Oberhuber, il passaggio sbagliato quello di Skoll che poi rimedia, prova ad affondare ancora Fischer, calcio di punizione in favore del Catania, quello di Fischer su Sciuto. Dunque
Basilotta, lungo il pallone, tocca Martinelli, poi sgambato, aggancia male, si va a destra, da Vacchino che prova a scodellare in mezzo, Santini in qualche modo poi allarga a sinistra per Bielak, Ruaben, ancora Ruaben, affonda il colpo, poi centralmente prova a mettersi in proprio, può scaricare su Santin che davanti a sé ha una prateria, Palza a dar fastidio e allora a destra sale anche Schul, pallone per lei, ancora Schul prova a prendere il fondo, marcata da Lilimae, ultima a toccare proprio la 72 con grande forza di volontà. Qui Lilimae mette in calcio d'angolo e allora altro calcio piazzato per il Südtirol che ha sempre messo in difficoltà il Catania nei calci piazzati. 5 dei primi 15 minuti già volati via in questo primo tempo supplementare. Catania 0, Südtirol 0. Pallone nel mezzo, la palla rimane lì, c'è il gol del Südtirol, del Südtirol sì, ma annullato. Prima c'è il fallo ai danni di Macera, quindi carica il portiere. Proteste ovviamente da parte del tifo tirolese, ma fallo abbastanza evidente. Portiere ostruito e dunque calcio di punizione, già battuto. Vacchino. Non c'è spazio, deve ripartire da dietro, si va da Macera, la pressione di Fischer, rischia qualcosa qui il Catania. Di Vittorio, pressata da Santin. Di Vittorio, poi pallone messo in avanti per la corsa di Martinelli. Oberhuber mette in rimessa laterale. Rimessa battuta, poi Scholl fa buona guardia. Dunque Scholl, poi Pals, ci pensa Greta Oberhuber a mettere fine a ogni pensiero, poi Ruaben. In qualche modo Ruaben prova a scappar via, sorprende Vacchino, poi innesta sulla sinistra Bielak, ancora Bielak, aspetta le compagne, poi affonda il colpo sul lato di sinistra Bielak, pallone sul secondo palo, Macera smanaccia, non è finita, Fischer scarica da Santin, che scarica su Stockner, si gira! Ancora una volta Matilde Macera a dir di no. È una partita all'insegna degli estremi difensori. Da un lato Holzer, dall'altra Macera. Eccola qui la 71. Grande partita assolutamente. Macera ad oggi sta decidendo questa finale tenendo a galla le proprie compagne. Pallone nel mezzo, Santin pensa al tiro, centrale alto, di poco sopra la traversa. Altra grande occasione per il Südtirol. C'è spazio anche per Diana Suvitra. In questo primo tempo supplementare, fuori Martinelli. Eccola qui, il cambio, fuori Martinelli, partita di grande sacrificio per la 11. Al suo posto Diana Suvitra.
Palz con Basilotta, non si intendono le due ragazze rossazzurre, poi in qualche modo su Vitra fresca per entrata, in buca per Sciuto, forse un po' troppo presto, e allora Bielak con grande intelligenza serve Santin, avanti per Fischer, Di Vittorio allunga, ancora Santin, Basilotta interviene, fa su il pallone, prova a giocare nello stretto, ultima a toccare giocatrice biancorossa, e dunque Di Vittorio con le mani. Fischer, pallone messo fuori. Già battuto, altri metri conquistati da su Tirol, pensieroso Silvestro Reitano, solito cappellino nero in testa per il responsabile tecnico della prima squadra rossazzurra, Silvestro Reitano. Mentre la palla è terminata sul fondo, dunque Macera è pronta ad andare lungo con i piedi. Salta Palz insieme a Fostel. Pallone ancora in avanti, giocabile per Fostel, 29 che imbuca per Fischer, anticipata l'attaccante altoatesina, poi Santin, in qualche modo Fostel, la palla è per lei, aggancia la sfera, la porta sul destro, cerca il fondo, vediamo se va in mezzo, ancora Fostel, pallone corto, Macera si sdraia e blocca il pallone, ultimi 3 minuti e mezzo da giocare al termine del primo tempo supplementare. Qui Scholl non si fida della velocità di Diana Suvitra, mette in rimessa laterale. Problemi fisici per Faggol, che a centrocampo da qualche minuto sembra dolorante. Basilotta spazza, la palla rimane in linea, approfitta il Catania, ancora lì sulla linea, chiedono un tiro di rigore. Tifosi rossazzurri, tutto regolare fin qui. Faggol da lontanissimo, la palla scende, gran tentativo dalla tre quarti quello di Alexandra Hemi Faggol, classe 2002, mentre è rimasta a terra Vacchino per crampi. Sì, si tratta di crampi. E qui Faggol dolorante va a parlare con la panchina. Problemi per Vacchino che esce dal campo, 1 minuto di recupero e partirà fra 1 minuto e mezzo. Si gioca nel frattempo Greta Oberuber, qui spinta da dietro da Sciuto, tirata dai capelli, rimproverata Carlotta Sciuto. Qui si vanno a chiarire Sciuto ed Oberuber.
Dunque Scholl riprende il gioco. Segnalato adesso un minuto di recupero. Lilimae deve scaricare, poi Di Vittorio. Pallone lungo, bloccato da Oberhuber, poi ancora Scholl. Fischer 1-2 che non si chiude con Santin, poi pallone ancora giocabile per Forstel. A sinistra Ruaben, uno sguardo dentro, poi prova a saltare su Vitra, ancora Ruaben, braccata dalla 32 che poi cade giù, fallo commesso da Ruaben. E fin qui sicuramente in grande evidenza le difese. Da una parte Fagol, Di Vittorio, Pannarello, dall'altra Ladstatter ed una grandissima Greta Oberhuber. E finisce così il primo dei due tempi supplementari, ancora 0-0. Noi andiamo in pausa, ci ritroviamo tra poco con il secondo tempo supplementare. A tra poco. Chiuso, puoi mandare la veo? Strut. Strut. I know you want me. You know I want you too. Strut. 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 Ancora in diretta dalla Francesca Gianni di Roma, secondo tempo supplementare, 0-0 tra Catania e Südtirol. Riprende adesso il match, ultimi 15 minuti per le speranze delle due squadre. Qualora dovesse persistere la parità, vi ricordiamo, si andrà ai tiri di rigore. Subito Di Vittorio deve proteggere il pallone. Può ripartire il Catania con Lilimae. Protegge il pallone sulla linea laterale, poi Di Vittorio prova a chiudere l'1-2. Oberhuber riesce a servire la propria compagna. Scholl, Bielak, uno sguardo in avanti, ancora Bielak, prova ad affondare, poi scarica a destra. Occhio qui a Stockner, pallone nel mezzo, il tocco sul fondo. Occasione super per il Südtirol con Fischer
che da pochi passi colpisce, ma sul fondo si rimane sullo 0-0. C'è il primo cambio per il Südtirol. Fuori Bielak, sì, fuori Bielak. Vediamo chi prenderà il suo posto. Si tratta di Antolini. Sostituzione per il Südtirol, esce con il numero 22 Anna Bielak, entra con il numero 19 Tina Costisella. E dunque dentro con la maglia 19 Tina Costisella, chiedo venia, avevo confusa con Antolini. E dunque dentro Costisella, dunque dare manforte al centrocampo. C'è spazio anche per Tina Costisella, dicevamo, classe 2007, recentemente protagonista con la rappresentativa LND femminile. Qui c'è un fallo abbastanza evidente di Vacchino ai danni proprio di Costisella. E dunque calcio di punizione già battuto. Kiem Schul, larga a destra. Pallone per Stockner. Ancora Stockner, rientra, cerca una compagna, messa giù, tutto regolare, si può giocare. Lillimae, anzi Suvitra, pardon, imboccata da Lillimae, poi Oberhuber trova Ladstatter. Ruaben, Fischer fa scorrere il pallone, deve inseguire allora Panarello che è andato a vuoto. Ancora Fischer, prende il largo, Fischer dentro il pallone. Facol ci mette una pezza. Qui aveva calcolato male il tempo Panarello, ne stava approfittando Fischer. La 66 però Alexandra Fagel, rosazzurra, ci mette una pezza. Altro giro dalla bandierina. Praticamente come sempre tutto il Südtirol dentro l'area di rigore, posizionato per lo più sul secondo palo. Schul, pallone sul primo palo, la palla rimane lì, spazza come può, poi Costisella aggancia male il pallone e allora Ruaben, senza pensarci troppo, calcia via la sfera, rimessa dal fondo, e c'è un altro cambio adesso. Dentro per, fuori Alexandra Stockner. Gran partita per la 11, oggettivamente le è mancato solo il gol. Tanta quantità, tanta qualità. Al suo posto, pronta a fare 10 minuti abbondanti. Si tratta di Anna Catarina Per, classe 93. C'è la rimessa laterale a favore del Catania. 5 minuti già passati dei 15 di questo secondo tempo supplementare. E qui Fischer è richiamata a sistemare la bandierina. Rimessa con le mani. Panarello. Tocca a Costisella, poi
Pallone che scorre, altro calcio d'angolo e allora salgono le torri per le Bolzanine di mister Castellaneta. Pallone scodellato nel mezzo, secondo palo, Macera blocca, prova a far ripartire rapidamente Lillimae. Vediamo Silvestro Reitano che invoca la calma. Pallone lanciato in avanti. Subito preda di Kiem, in qualche modo su Tirol con Fischer che era in posizione regolare, bucata da Foster, ottima qui la copertura da parte di Panello, c'è spazio per il Catania. Prova ad affondare sgambato, che allunga sì, ma nella terra di nessuno. Costisella protegge il pallone, poi Fostel, gran triangolazione interrotta da Pals, poi perde l'attimo la 23. C'è anche un po' di stanchezza ovviamente questo secondo tempo supplementare. Per porta il pallone, lo allunga, poi Limai fa guardiano del pallone, cercava ovviamente un rimbalzo per la rimessa laterale ed invece non ha trovato nessuno. La rimessa laterale in favore delle altotisine. Per raddoppiata, prova a scappar via, perde il pallone, Lillimae cade giù, calcio di punizione, colpita la 72, dunque si può riproporre in avanti il Catania, che negli ultimi minuti non ha trovato grandi occasioni lì davanti, con mister Reitano che ha tolto sia Martinelli che Tern, facendo un po' di fatica su Vitra e Sciut a trovare spazio in mezzo a due difensori esperti come Oberhuber e Ladstatter. Qui calcio di punizione in favore del Südtirol. Südtirol che come sempre gioca rapido, centralmente Kiem, arriva Sciut a dar fastidio alla 16. Poi pallone che transita dai piedi di Oberhuber. Ruaben. Tocca la sfera a Vacchino. Rimessa laterale, Ruaben. Pallone per Fischer, altra rimessa laterale. Fischer lotta sul pallone con Vacchino, ultima a toccare proprio alla 30, mentre sarà una rimessa laterale praticamente vicino alla bandierina, con Ruaben molto alta. Foster in mezzo, Macera poi sgambettata, chiede scusa Anna Perra. Dunque Macera andrà lungo con i piedi. Kiem tocca Fischer ma non basta. Macera con i piedi, lunghissimo, mette giù il pallone Sciuto, poi sgambato, perde la sfera, poi la riconquista, messa giù, si gioca, inciampa sul pallone Costisella, poi bella qui l'imbucata per Fischer, Macera allontana come può, poi sgambato ancora in avanti, Sciuto di prima intenzione per Suvitra, regolata qui da Ladstatter, ultima a toccare giocatrice in maglia bianca e dunque rimessa laterale in favore del Catania.
Qui ci sono crampi per Macera in porta. Ha un problema e quindi il gioco va fermato perché insomma il portiere non può lasciare il terreno di gioco mentre la partita è in corso. E dunque il minuto di recupero che aveva segnalato al proprio assistente direttore di gara Antonuccio probabilmente insomma verrà allungato. Vedete i problemi per Macera. Problema alla caviglia, non sono crampi. Proprio un problema alla caviglia. Si è ripresa Macera. Tutto risolto per la 71 del Catania. Rimessa laterale appena battuta, cercare su Vitra, poi qui in qualche modo la 32 ha provato, anzi perdono, si trova di Vacchino, ha provato a mettere il pallone in mezzo. E allora Suttirol che adesso gioca con l'estremo difensore, pallone in avanti, Fischer sistema il pallone per la corsa di Costisella, centralmente aveva cercato per qui su Vitra in anticipo con il petto Holzer che poi va lunghissimo, ci mette una grande pezza qui l'estremo difensore sudtirolese. In anticipo Lillimae che ancora un po' di corsa, Lillimae out di sinistra, sterza, rientra, pallone nel mezzo, Holzer accompagna con lo sguardo il pallone sul fondo, ultimi 2 minuti da giocare più recupero. Qui viene subito rimproverato il tecnico del Sudtirol che protestava con l'assistente per un possibile fuorigioco. Holzer con la testa, Fostel direttamente in rimessa laterale. Panarello a cercare Sciuto, anticipata, Kiem con la testa, poi Basilotta, Fostel in qualche modo, calcio di punizione in favore del Sudtirol, gioco pericoloso fischiato ai danni di Basilotta. Kiem, School, pallone largo a destra per Per che affonda, toccata, tutto regolare, pallone sul fondo, ultima a toccare la 21 che è inciampata sul pallone. Ultimo minuto di gioco più recupero. Partita bloccata. Da 2 ore sullo 0-0. Lillimae, ancora corsa per la 72, ottiene una rimessa laterale, prova a giocarla vicino con Basilotta, si muove anche su Vitra. Lillimae preferisce lasciare il pallone a Di Vittorio. Eccola qui la 77. 2 minuti di recupero. Qui da lontanissimo ci prova Pals. Rimessa dal fondo, Holzer. Iniziano praticamente ora i 2 minuti di recupero. Fischer, pallone che passa, occhio a Fischer, la corsa della numero 9 che è ancora carburante, occhio a Fischer, sempre Fischer sul lato di sinistra, prova ad andare in mezzo,
Pallone sul fondo, un po' di stanchezza chiaramente anche per Rania Fischer. 120 minuti di corsa, grinta e qualità per la numero 9. Il primo minuto è già volato via e chiaramente adesso i calci di rigore non sono un'utopia, anzi formazioni che quasi sembrano accontentarsi dei tiri di rigore. In qualche modo Holzer allontana malissimo, Sciuto tocca, non è finita, allontana ancora il Südtirol. Vacchino, forse c'è un'ultima occasione per il Catania o forse per il Südtirol, con Fals che lancia Fischer, posizione regolare. Costisella litiga col pallone, Pals glielo sottrae e allora c'è un'occasione per il Catania con una giocatrice a terra. Il Catania gioca comunque, sgambato, pallone fuori. E finisce così il secondo tempo supplementare. È un replay della Coppa Italia di una settimana fa. Il Catania va ai rigori con il Südtirol, 0-0 dopo 120 minuti e dunque saranno i rigori a decidere chi tra Catania e Südtirol il prossimo anno giocherà in Serie B. Noi torniamo tra pochissimo.
Ancora in diretta dal campo Francesca Gianni di Roma, 0-0 per 120 minuti tra Catania e Südtirol, e il momento dei tiri di rigore. Dunque 5 rigori per parte a disposizione delle due squadre, poi in caso di ulteriore parità si andrà ad oltranza. Sorteggio già effettuato da parte dei direttori di gara insieme ai capitani. Arbitri che stanno controllando gli ultimi dettagli. Si calcerà alla destra dei vostri schermi e teleschermi. Apriti da dentro. Dunque dovrebbe iniziare il Catania a tirare. Vediamo se sarà Basilotta, che ha ereditato la fascia da capitano proprio da Cammarata. Eccola qui Basilotta, camminata importante per Virginia Basilotta, sicuramente tesa, uno dei momenti certamente più importanti della sua carriera. Il primo rigore del Catania è affidato a lei, andrà a sfidare un vero e proprio muro. Clara Holzer, i portieri sono stati dei protagonisti assoluti in questa sfida. Dunque Basilotta contro Holzer, va la numero 7, Basilotta, gol, 1-0 in vantaggio il Catania. Si apre così questa serie con Basilotta che fa 1-0 ed è il momento di Scholl, un'altra specialista. Laura Scholl contro Matilde Macera. Parte Scholl. Scholl, parato! Para Macera! E allora è in vantaggio il Catania. 1-0 con la parata di Matilde Macera, che con i piedi dice di no a Scholl. Lisel Pals è la 23 a calciare la seconda nella serie di questi calci di rigore. In vantaggio il Catania, Basilotta ha segnato mentre Scholl no. Pals va la 23, il gol, spiazza Holzer, 2-0. Catania avanti, tocca al Südtirol rispondere. Il momento di Santin, che va a battere il secondo rigore dal Südtirol. Il capitano delle altoatesine si prende una responsabilità importante. Il tiro, indovina l'angolo Macera, ma non basta. Il gol del Südtirol con Anna Elena Santin, che fa 2-1, accorcia le distanze. Adesso nuova opportunità per il Catania con Sgambato.
Flavia Sgambato, classe 2001, andrà a sfidare chiaramente Holzer dagli 11 metri. Sottofondo il silenzio della Francesca Gianni. Va Sgambato. Il tiro secco in porta, il gol del Catania. 3-1. Tocca a una specialista del Sud Tirol. È il momento di Sonia Kiem. Bisogna segnare per cercare di riaprire la serie. Kiem contro Macera. Va Kiem, angolato, gol del Sud Tirol, 3-2. Anche stavolta aveva indovinato l'angolo Macera, ma non basta. E dunque adesso tocca a Vacchino tirare il quarto calcio di rigore. Lara Vacchino a sfidare Clara Holzer. Parte Vacchino, il tiro, indovina Holzer, ma non basta. 4-2. E adesso si mette in salita per il Sud Tirol, che non può più sbagliare rigori e deve sperare che il prossimo rigore del Catania venga fallito. Dunque il momento di Fostel. Catarina Fostel, classe 92. Un'altra giocatrice protagonista di questa stagione per il Sud Tirol. Pronta Fostel. Il tiro e il gol da parte di Fostel, che adesso va dalla propria compagna Holzer, perché tra i piedi di Panarello, anzi no, sì, Panarello, confermato, Panarello passa alla Serie B del Catania. È molto semplice. Dovesse segnare Panarello, il Catania va dritta in Serie B. In caso contrario, un appuntamento rimandato, perché continuerebbe la serie. Alessandra Panarello contro Clara Holzer. In palio la B. Va Panarello, il gol! Il Catania vola in Serie B. È una finale incredibile per le ragazze di Silvestro Reitano. Le lacrime del mister del Catania. Finisce così. Il Catania va in Serie B. Il Sud Tirol dunque il prossimo anno giocherà ancora in Serie C. Noi vi lasciamo con l'audio ambientale del Francesca Gianni, perché andiamo a bordo campo per sentire subito le varie giocatrici e tutti i protagonisti di questa partita. Tra poco. Sicuramente votate l'utilizzo di fumogeni, vi chiediamo quindi di spegnere tutti i fumogeni, grazie. È severamente vietato l'utilizzo di fumogeni, ripeto, grazie per il rispetto delle normative antincendio. Vi chiediamo gentilmente di spegnere tutti i fumogeni.
Vi chiediamo gentilmente di spegnerli perché è veramente vietato per le normative antincendio. Grazie. Un attimo. Com'è? Prova, prova. Eccoci ancora in diretta qui dalla Francesca Gianni col presidente della divisione Serie B femminile, Laura Tinari. Presidente, eccola, la seconda, ne avevamo parlato stamattina, dopo il Moncalieri arriva anche il Catania. Un suo primo messaggio per questa nuova squadra che arriva in Serie B? Beh, sicuramente il primo commento da fare è che torna un po' di sud nella Serie B, che è un campionato ormai degli ultimi anni spostato nel centro-nord, quindi penso che sia anche un messaggio culturale molto forte. Certo, è una vittoria che è arrivata al termine di una partita tirata e molto lunga, quindi vuol dire che anche qui la volontà di fare questo importante salto di categoria c'era da entrambe le società. Sicuramente benvenuta al Catania. E anche per il Sud Tirol però insomma ci vogliono delle parole di complimenti e un grande applauso perché anche loro volevano fortemente questa vittoria. Conosce bene ovviamente il livello della categoria che presiede, le chiedo se ha visto tanta differenza rispetto alla Serie B quest'oggi, c'era un buon livello in campo. C'era un buon livello in entrambe le squadre, tant'è che se la sono giocate veramente alla pari. La Serie B è un campionato molto impegnativo, siamo proprio a un passo dal professionismo, quindi poi lascio ovviamente alle opportune valutazioni del Catania, del management del Catania, una rivisitazione qualora lo ritenessero necessario della squadra, ma sono sicura che insomma faranno le scelte migliori e anche loro volevano questa vittoria e quindi faranno un bel campionato la prossima stagione. Presidente, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie al presidente della Lega B, della Lega Serie B femminile. Abbiamo il tecnico Marco Canestro, tecnico della rappresentativa. Mister, eccoci, innanzitutto benvenuto, due belle partite quest'oggi, le chiedo di fare un passo indietro, esatto, ci siamo. Mister, c'è tanto in Serie C, c'è tanto anche in eccellenza. Oggi abbiamo visto diverse ragazze già protagoniste con la sua rappresentativa, ultima entrata Costisella. Le chiedo che partita ha visto e le chiedo se è soddisfatto del livello di gioco espresso dalle due squadre. Il livello sia questa mattina che oggi pomeriggio è stato molto alto. Oggi pomeriggio è stata una partita combattuta, anche quando è sembrato che il Sud Tirol prendesse un pochino il sopravvento. Il Catania è stato bravo a mantenere la calma, a portare la partita fino al termine. Poi loro avevano una piccola esperienza maturata nel weekend scorso in Coppa Italia e forse hanno tirato fuori quel pizzico di motivazione in più.
Presidente, perdono, mister, ci sono anche tante giovani nelle squadre che hanno perso, nell'Eurobica oggi, ma anche nel Sud Tirol. È una Serie C comunque di buon livello? È di buon livello e c'è grande attenzione anche alle ragazze giovani. A me fa piacere che noi attraverso la rappresentativa abbiamo aiutato magari a crescere tante ragazze che tra mattina e pomeriggio oggi si sono giocate la qualificazione in Serie B, qualcuna ci andrà, qualcuna forse ci riproverà l'anno prossimo, però siamo contenti di portare un pizzico, un piccolo passo di crescita anche per queste ragazze. Mister, grazie per essere stato con noi. Arrivederci. Grazie, ringraziamo mister. Eccoci con il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete. Presidente, un passo indietro così, esatto, un altro pomeriggio, una giornata lunga qui al Francesca Gianni, anche molto calda, però l'abbiamo visto presente sia questa mattina sia oggi pomeriggio. La Lega Nazionale Dilettanti col Dipartimento Femminile si conferma protagonista assoluto. Sì, due belle partite molto tirate, quindi ovviamente con risultati al limite, l'1-0 del Moncalieri, i rigori per il Catania. Comunque una formula interessante, una formula innovativa rispetto ovviamente al passato, perché abbiamo portato i gironi a 12 squadre e quindi c'è poi una realtà collegata ai playoff significativa, che peraltro determina queste emozioni finali di questi spareggi per salire di categoria. Quindi una bella giornata e una bella giornata per il calcio femminile. In Serie B va il Catania insieme al Moncalieri, una squadra del Sud in questa Serie B, come diceva la presidentessa Tinari, insomma attrazione centro-nord, penso le farà piacere anche per il movimento siciliano. Sì, senz'altro. Il Catania peraltro aveva perso la finale della Coppa Italia settimana scorsa, quindi veniva da una amarezza, ha vinto il suo girone, quindi come tale è una presenza importante di una realtà collegata anche a un calcio professionista. È una giornata importante per il Catania perché anche stasera è in campo a livello di calcio maschile, quindi senza dubbio piano piano ovviamente l'obiettivo è quello di far sì che la rete del calcio femminile cresca anche nelle realtà del meridione, nelle realtà delle isole, e quindi è una presenza importante e una soddisfazione per la società che lo merita. Presidente, la ringrazio per la sua presenza. Grazie a voi. Ringraziamo dunque il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete. E allora continuiamo questa, diciamo, tour de force della Mixed Zone. Ci ha raggiunto anche Giada Di Camillo, così la accogliamo con noi. Okay. Eccoci, consigliera del Dipartimento del Calcio Femminile LND. Un passo più a destra, esatto, grazie per questioni solo televisive. Sono state due belle finali, ti abbiamo vista presente in prima linea durante tutto quest'oggi. Ti chiedo se sei soddisfatta del livello che hai visto rispetto magari alla Serie C di qualche anno fa. Sì, sono molto contenta, penso che queste siano le giornate che fanno bene al calcio e a questo movimento. Io penso che queste finali dei playoff siano uno degli interventi di miglioria principale che fanno bene, ripeto, a questo campionato, e ho visto un livello decisamente più alto e anche un bello spettacolo. Tu sei anche allenatrice del Chieti, se non vado errata. A livello tattico sei soddisfatto del gioco che hanno espresso in questo caso Catania e Sud Tirol? Che impressione ti è rimasta di questa partita? Allora, questa mattina ho visto probabilmente una partita più ordinata e studiata forse anche meglio a livello tattico, mentre invece oggi pomeriggio si è vista una partita più fisica. Non avevamo dubbi, nel senso che comunque sia il Sud Tirol che il Catania si esprimono con più fisico sul campo, ma ripeto, due spettacoli diversi ma allo stesso tempo belli e interessanti. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie, ringraziamo dunque, grazie anche Giada Di Camillo. Eccola la protagonista del match, Matilde Macera è con noi. Matilde, che dirti, è forse il giorno più importante della tua carriera? Sì, direi di sì, non ci sono dubbi. Avere la possibilità di giocare con questa squadra, questo gruppo, dare tutto, perché è evidente che abbiamo dato il tutto per tutto, è un onore, un privilegio, e soprattutto mi dà l'occasione di, per la prima volta, poter sollevare un premio, un trofeo
che corona una stagione fantastica. Senti, la parata nel primo tempo, c'è un salvataggio, un 2 contro 1 nel secondo tempo, poi i rigori, oggi non lo so, era insuperabile. Oggi era il tutto per tutto, era una partita fondamentale, ovviamente, una finale, però tutte avevamo chiaro l'obiettivo, tutte abbiamo letteralmente dato la vita in questo campo, e io compresa. Però anche le mie compagne hanno ovviamente abbiamo assorbito molto bene gli attacchi del Sud Tirol, perché comunque è una squadra forte, d'altronde ci siamo ritrovati in finale, però le parate che ho fatto sono solo state un pezzo della partita, non è stato quello a determinarla. Matilde, un'ultima battuta per chiudere, una dedica se la vuoi fare, magari qualcuno ti sta ascoltando a casa. Allora, una dedica, vabbè, lo farei a troppe persone, in primis i miei genitori che mi hanno sempre sostenuto, che mi hanno seguito, sono anche qua, che sono venuti giù da Genova fino a qua per seguirci, mio fratello, mia cognata, le mie comunque amiche più care che sono sempre pronte ad aiutarmi mentalmente con qualche parola un po' alla società che ci ha dato tutto per poter fare il meglio, e direi che abbiamo rispettato le aspettative. Assolutamente sì, complimenti Matilde, in bocca al lupo per il futuro. Grazie mille. Ciao. Grazie a Matilda Macera, eccoci. Eccoci con Alexandra Stockner. Alexandra, fai un passo indietro così, esatto, sei perfettamente inquadrata. È un Sud Tirol, mi permetto di dire, che forse non meritava questo risultato. Un Sud Tirol che ha fatto una grande stagione, una grande semifinale a Gatteo a Mare. Ti chiedo la tua impressione, le tue emozioni, immagino c'è tanta amarezza. Sì, esatto, come hai già detto, ci meritavamo a vincere. Non siamo riusciti a chiuderla in partita e poi i rigori sono sempre come una lotteria, no? Sì, sono una grande lotteria. Capisco insomma anche le emozioni forti che stai provando in questo momento, però provo insomma un po' a dirti che questo è stato un grande Sud Tirol, è stata una squadra capace di rappresentare Bolzano nel suo pieno spirito, no? Resistente, peccato perché mancava quel qualcosa in più sotto porta. Da dove si riparte oggi? Sì, noi siamo veramente orgogliosi del nostro percorso, della nostra stagione. Abbiamo veramente fatto un'ottima stagione. Sì, oggi era solo di prenderci quel premio che ci meritavamo, però sì, il calcio è così. Adesso dobbiamo un po' capire tutto come... Sì, non so cosa dire. Alessandra, grazie per essere stata con noi. Grazie Alessandra Stockner, grazie mille. Sì, abbiamo il direttore, partiamo da Borbone, dal direttore Borbone, abbiamo sentito tante volte quest'anno, stavolta la prima volta che la sentiamo senza giacca, ecco, questo mi permetto, faccio un passo dietro, ok, perfetto. Direttore, è il coronamento di una stagione complicata, difficile, una stagione che vi ha visto rinforzarvi a gennaio, insomma investire in questo movimento, investire in questa squadra, avete avuto ragione. Sì, dai, oggi è stata veramente una partita molto tosta, loro grandi complimenti perché sono una squadra molto forte, hanno ragazze veramente brave, veramente vanno i complimenti a loro. La domenica scorsa eravamo in quella situazione, quindi sappiamo cosa stanno provando. Noi siamo veramente felici perché dopo un anno di sacrifici le ragazze oggi hanno fatto veramente una grande partita da un punto di vista di impegno, di cuore, che poi è quello che avevamo chiesto loro per preparare questa partita. Voglio ringraziare il mister, lo staff, tutte le ragazze che sono state con noi dall'inizio, quelle che hanno finito la stagione, e soprattutto un ringraziamento alla proprietà che ci mette sempre nelle condizioni di fare le cose per bene. Prossimo anno Serie B bisognerà rafforzare la squadra. Guarda, intanto bisogna dare un grandissimo merito a queste ragazze, poi con calma si valuterà. Oggi abbiamo e vogliamo festeggiare perché un anno è pesante e siamo arrivati veramente a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati all'inizio. La femminile c'è, adesso tocca alla maschile?
speriamo che sia un buon auspicio. Mandiamo un grande in bocca al lupo al mister Toscano e ai nostri ragazzi. Grazie direttore Borbone, grazie mille. Raggiunge al volo anche il tecnico Silvestro Reitano, ammettiamo anche il cappellino oggi va benissimo, meritato. Mister, innanzitutto complimenti, è un campionato che avete vinto nel girone D, adesso lo avete confermato con questa promozione. Ti chiedo innanzitutto cosa pensi della prestazione delle tue ragazze oggi in campo. È stata una partita difficile, dura, devo fare i complimenti agli avversari perché sono veramente un'ottima squadra, forse mi permetto di dire la migliore che abbiamo scontrato quest'anno, ma noi ci siamo messi lì con il cuore, gliel'avevo chiesto a loro, nelle finali conta tanto cuore, perché poi se metto tanto cuore qualcosa le riesco a prendere. Oggi è andata bene, scorsa settimana i rigori è andata male e quindi siamo contenti così perché abbiamo fatto tanto quest'anno e credo che ce lo meritiamo. Che Catania ti immagini il prossimo anno? Un Catania che ha tanta fame e tanta voglia di non fermarsi mai e quindi puntare sempre in alto, perché questo è quello che ci chiede la società, il direttore, e quindi faremo il massimo per poter andare avanti sempre. Mister, ci dobbiamo lasciare perché c'è la premiazione, grazie. Grazie a voi. Complimenti ancora a mister Reitano e al Catania che dunque vince questa finale. C'è il momento della premiazione ufficiale dei direttori di gara che sono accompagnati dal direttore di gara, dunque Marco Antonuccio della sezione 1 di Roma, è assistito da Gabriele Ceraulo della sezione Roma 2 e da Marco Martino della sezione Roma 1, premiati da Patrizia Cottini che è il segretario del Dipartimento Femminile della Lega Nazionale Dilettanti. Eccolo il sul Tirol, le ragazze di Bolzano che vanno a prendersi la medaglia del secondo posto con tutte le varie istituzioni presenti quest'oggi al Gianni di Roma. Li abbiamo anche intervistati, Tinari, Marchitelli, Di Camillo, Patrizia Cottini, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, e qui una medaglia meritata assolutamente per il Sud Tirol che ha dimostrato di essere alla pari del Catania, ha dimostrato di meritare questa promozione, ma come ben sappiamo lo sport è così e dunque il Catania poi ai rigori ha conquistato l'accesso alla Serie B 2026-2027. Qui inquadrate le varie persone insomma presenti anche per una festa, per la festa che è iniziata qui al Francesca Gianni di Roma, e dunque eccole tutte le ragazze del Sud Tirol premiate. C'è Beliak, c'è Stockner che ha condotto insomma tutta la passerella delle ragazze bolzanine. C'è ovviamente Quadrio e le varie ragazze, Kiem che ha fatto una gran finale in regia, ha giocato davvero un'ottima partita insieme alle proprie compagne. C'è ovviamente anche mister Castellaneta che ha portato le ragazze fin qui un secondo posto, quello del girone B, che poi ha visto il Sud Tirol scontrarsi con il Gatteo Amare fuori casa, un 3-1 convincente per rilanciarsi in questa finale. Lo 0-0 di oggi però non è bastato perché il Sud Tirol il prossimo anno giocherà in Serie C, ovviamente ancora nel girone B che l'ha visto protagonista quest'anno, mentre eccolo tutto il Sud Tirol, Capitan Santin che va a ricevere la stretta di mano del presidente Giancarlo Abete e raggiunge il podio insieme a Luca Morina. E dunque eccolo il Sud Tirol premiato da Luca Maurina, coordinatore del Consiglio di Dipartimento Calcio Femminile Lega Nazionale Dilettanti, con il Sud Tirol e il capitano Santin che viene premiato per questo secondo posto nella finale playoff 2025-2026 di Serie C femminile. E dunque foto di rito anche con il trofeo del secondo posto per il Sud Tirol. Chiaramente c'è tanta amarezza in casa altoatesina perché era una Serie B ricercata e voluta quella del Sud Tirol. Non è mai facile, mai piacevole digerire una sconfitta ai tiri di rigore, ma ovviamente lì contano tanti fattori oltre quelli tecnici e tattici. Quando arrivano i tiri di rigore poi conta anche il cuore, conta per carità anche la fortuna volendo,
ma adesso è il momento della vincitrice di questa finale playoff 2025-2026, il Catania FC, che viene premiato e viene concesso proprio al Catania il passiglio d'onore del Sud Tirol, che riconosce al Catania il grande merito per aver vinto questa finale. Dunque Macera, Basilotta, le ragazze che vanno a prendersi la medaglia di questa vittoria, nella stretta di mano del presidente Giancarlo Abete. C'è Fagol, c'è Di Vittorio, una grande partita quella di difensiva di Irene Di Vittorio, premiata anche Carlotta Asciuto, subentrata nella seconda parte di match, ma che ha dato un grande apporto soprattutto in termini di quantità e di presenza lì davanti. E poi le straniere, ovviamente Lilly Mae, Tern, Pals, 3 giocatrici insieme a Fagol arrivate solo a gennaio, ma che hanno dato un grande apporto a questo Catania, hanno dato quello sprint in più per portare a casa questo grande risultato. C'è Martinelli ovviamente che da sola, prima ancora dell'arrivo di Tern, ha sorretto l'attacco rossazzurro. E poi continua la sfilata con Panarello, il rigore decisivo, deciso dalla 22. I suoi piedi hanno regalato a questo Catania la Serie B. Ci sono anche Tern, Barbarino, ovviamente c'è anche Cammarata che ha iniziato con la fascia al braccio, ma il capitano del Catania, che quest'oggi non ha giocato, è Luana Petrini, e dunque sarà lei a alzare il trofeo. Mentre vedete il Catania che inizia a festeggiare qui a bordo campo, qui sul palco allestito dalla Commissione Grandi Eventi della Lega Nazionale Dilettanti. Questa finale playoff viene premiato anche il tecnico Silvestro Retano, vero autore di questo successo sportivo, premiato anche Massimiliano Borbone. Abbiamo scherzato perché per la prima volta lo abbiamo visto senza maglioncino e cravatta. Insomma, anche lui si è lasciato andare in questo festeggiamento finale. Arriva Luana Pietrini e dunque Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettante, insieme a Luca Maurina, coordinatore del Dipartimento Femminile, consegnano la coppa a Luana Pietrini ed è la foto di rito a immortalare questo momento nella storia. Il Catania è promosso in Serie B e vola nella cadetteria italiana dopo una stagione, dopo aver dominato il girone D. Il Catania porta la Serie B in Sicilia e vola nella cadetteria del secondo campionato più importante italiano. Petrini alza il trofeo al cielo, è il capitano del Catania che fa partire i festeggiamenti. E dunque i nostri complimenti alla società del presidente Rosario Pelligra, che quest'oggi vedrà la maschile impegnata ad Ascoli nella semifinale playoff per la Serie B, e per adesso può coccolarsi le proprie ragazze che quest'oggi si laureano campionesse della Serie C femminile e dunque prenotano un posto per il prossimo anno in Serie B. Ancora qualche immagine dei festeggiamenti e adesso sicuramente arriverà la foto di rito davanti il tabellone. Eccola, la coppa alzata al cielo. La Capitan Pietrini, il Catania vola in Serie B. Un successo che porta in alto il nome di Catania e della Sicilia intera. E dunque i complimenti da parte di tutta la Lega Nazionale Dilettante al Catania e al Moncalieri, che questa mattina ha conquistato il pass per la Serie B. Noi vi ringraziamo per averci seguito con queste immagini dei festeggiamenti rossazzurri
vi lasciamo. Un grazie a Andrea Puleo in regia, a Cristian Nacca e Francesco Zappalà che hanno curato le immagini, al coordinamento giornalistico di Vita Locantore, che durante tutta questa stagione ci ha seguito in giro per l'Italia per raccontarvi la Serie C femminile. L'appuntamento va al prossimo anno con la C femminile. Da Giovanni Saeli è tutto, un grazie per averci seguito. Viva il calcio femminile, viva lo sport, viva la Lega Nazionale Dilettanti. Buona serata a tutti.